Buongiorno a tutti e a tutte, vi ringrazio di partecipare a questa iniziativa e lascio la parola subito per la presentazione iniziale, quindi spiegheranno un po' loro di cosa si tratta. Innanzitutto alla collega D'Orlando, la direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine che ci ospita, poi avremo il coordinatore del dottorato Interateneo Udine Trieste, diritto per l'innovazione nello spazio giuridico europeo, che collabora a questa iniziativa, e poi il collega Guarino D'Ignazio, che è il direttore della scuola. Direttore, presidente? Coordinatore, quindi ho sbagliato parola, della scuola dell'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo, che è il contesto in cui si svolge questo seminario, quindi lui ci presenterà anche per chi non la conosce la scuola e l'iniziativa. Grazie Laura e do a mia volta il benvenuto a tutti coloro che sono qui presenti, a tutti coloro che ci seguono online a questo incontro sul tema condizionalità europea e identità costituzionali. Come direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine devo dire che mi fa particolarmente piacere ospitare qui l'evento organizzato dalla Scuola di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo. Mi piace ricordare che quando è stata fondata la Facoltà di Giurisprudenza qui a Udine, ormai 23 anni or sono, una facoltà relativamente giovane, mi rendo conto, rispetto ad esperienze e a tradizioni molto più consolidate, il filone del diritto comparato e in particolare del diritto pubblico comparato è stato considerato tra quelli caratterizzanti l'offerta formativa della neonata Facoltà di Giurisprudenza. E proprio il diritto pubblico comparato ha caratterizzato quelli che allora si chiamavano i curricula, gli indirizzi di studio all'interno della Facoltà di Giurisprudenza, e pur nell'avvicendarsi dei docenti che si occupano di diritto pubblico comparato, questo filone è sempre stato particolarmente rigoglioso. Possiamo dire che si è creato un piccolo team, un piccolo gruppo di studio sul diritto pubblico comparato qui a Udine, che si è fatto spazio, che si è fatto direi anche conoscere a livello nazionale. Questo mi fa particolarmente piacere. Si è ampliato anche nel corso del tempo con nuove e importanti acquisizioni e quindi poter ospitare qui oggi un'iniziativa come questa della Scuola di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo mi fa davvero davvero piacere, perché se vogliamo rappresenta un po' il coronamento di un percorso che per noi viene da lontano e ci riporta anche un po' alle origini. Sono anche molto contenta che questa iniziativa sia nata in partnership con il nostro dottorato di ricerca, che come ci dirà il collega e amico Paolo Giangaspero vede coinvolto il nostro dipartimento e l'omologo dipartimento dell'Università di Trieste. Si tratta di una collaborazione molto proficua, soprattutto anche se non solo per quanto riguarda l'area pubblicistica, e penso che queste sinergie a livello regionale siano molto importanti. Sul tema dell'incontro odierno, condizionalità europee e identità costituzionali, le riflessioni da fare sarebbero molte. Penso che si tratti di un tema davvero cruciale per il futuro del processo di integrazione e quindi penso che sia una cosa molto positiva che i giovani studiosi se ne appassionano e quest'oggi ci vengano a relazionare, sebbene da punti prospettici diversi, per dare il loro apporto a questa riflessione. Non sottraggo dunque ulteriore tempo. Da scaletta do la parola al professor Guerino D'Ignazio, che è appunto il coordinatore della scuola. Buon pomeriggio a tutti. Naturalmente sono io a ringraziare la professoressa Laura Montanari e la professoressa Elena D'Orlando, tutto il team qui di Udine del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Devo dire, l'ho detto questa mattina già nel seminario, ma insomma lo ripeto, io sono molto contento di essere qui ad Udine dove insomma mancavo prima della pandemia. Questo è il secondo seminario della Scuola di Diritto Pubblico
comparato ed europeo. E il secondo seminario in presenza, perché c'era stato un primo seminario che era stato un webinar organizzato, diciamo, dall'Università Vanvitelli sui profili comparati della tutela ambientale, poi alla luce della riforma costituzionale. Poi il primo seminario in presenza il mese scorso a Milano. In questo caso si è parlato di democrazia diretta, democrazia partecipativa, e bene o male anche gli altri seminari, quindi siamo alla terza edizione della scuola. La scuola è giovane, diciamo, da questo punto di vista. Siamo al terzo seminario che la scuola, non è che organizza la scuola, organizzano le università, ma indubbiamente, come dire, c'è il contributo della scuola di diritto pubblico comparato ed europeo. E siamo quindi al terzo appuntamento. Prossimo mese ci sarà una Spring School, quindi una full immersion di due giorni e mezzo, dal 28 aprile fino al 1° maggio, che si terrà a Paestum e Batolla, organizzata dai colleghi Domenico Miranda e Vincenzo Pepe, questa volta sulle dinamiche, un tema classico del diritto pubblico comparato, dinamiche delle forme di governo e sistemi elettorali. E la call per partecipare scade oggi, quindi se qualcuno vuole, insomma, è già al corrente di questa call e vuole partecipare, ancora fino a questa sera si può partecipare. Poi abbiamo, come dire, facciamo una sospensione come scuola, perché poi l'associazione ha organizzato il seminario di giugno di Pescara, il convegno nazionale a settembre a Milano, e quindi insomma ci sono diverse attività per i nostri giovani, li chiamo dottorandi e dottorande, ma non sono soltanto dottorandi, sono anche assegnisti di ricerca, sono postdoc. A me sembra, quindi non vorrei sembrare autoreferenziale, perché poi essendo il coordinatore chiaramente ci tengo e spero che non c'è nessun conflitto di interessi, però in realtà sembra che siamo partiti col piede giusto, come scuola. La scuola è giovane, ho detto, e non era per niente scontato in un certo senso che si promuovessero tutte queste iniziative. Ha dei caratteri originali anche nell'ambito del sistema universitario, nell'ambito universitario. Quindi, come tutte le novità, non eravamo certi che si riuscisse a dare la spinta giusta per iniziare e per iniziare bene. Però da questi primi eventi, da queste prime iniziative sembra che, insomma, siamo partiti con il piede giusto. 2 parole sulla scuola. Qual è l'obiettivo della scuola? Che cosa vuole promuovere? Quindi la scuola è rivolta essenzialmente alle nuove generazioni di ricercatori e ricercatrici di diritto pubblico comparato, ma anche di diritto europeo, di diritto internazionale, di diritto costituzionale, per fare in modo che si creino delle sinergie, quindi delle occasioni di incontro, di confronto, di scambio a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Certamente sono delle occasioni, quella di oggi, quella che ultimamente a Milano, la Spring School prossima, e delle occasioni di arricchimento reciproco su vari temi del diritto comparato. Quindi l'idea di, diciamo, avviare una scuola, di fare iniziare una scuola e del direttivo dell'associazione, quindi io non mi prendo nessun merito, perché insomma il direttivo ha ritenuto che era necessario un collegamento più stretto con i giovani studiosi, le giovani studiose, anche per valorizzare lo stesso diritto pubblico comparato, perché bene o male siamo sicuri, siamo consapevoli che i giovani ricercatori possono in modo ancora più diffuso rispetto a quello che abbiamo fatto finora
la mia generazione, la generazione precedente alla mia, utilizzare l'interdisciplinarità dei saperi giuridici, ma anche l'approccio intersettoriale, quindi con altre scienze, anche oltre il diritto. Quindi la scuola si propone proprio di svolgere funzioni di collegamento fra i giovani studiosi e le giovani studiose per fare in modo che abbiano più chance per diventare protagonisti nell'approfondimento delle tematiche giuridiche in una prospettiva comparatistica, ampliando anche i confini delle loro ricerche scientifiche. Quindi abbiamo preso questo impegno. Nell'ambito dell'associazione io sono qui per dirvi proprio, prima di tutto per conoscere direttamente quelli che partecipano al seminario di oggi, ma per dirvi quindi mantenere ancora l'impegno dell'associazione di promuovere delle iniziative in cui sono i giovani ricercatori, le giovani ricercatrici a essere protagonisti, a tenere le relazioni come avviene oggi dopo la relazione della professoressa Baraggia, e noi siamo gli uditori, noi siamo quelli che ascoltiamo. Attualmente noi conosciamo poco i nostri giovani ricercatori, li conosciamo sporadicamente nei convegni importanti, però vogliamo colmare questo gap, perché sicuramente è un gap che noi vogliamo colmare. Quindi si tratta anche di un modo diverso di favorire la ricerca scientifica nei vari ambiti del diritto comparato, però capovolgendo l'impostazione, e questa è la novità. Noi vogliamo capovolgere l'impostazione partendo proprio dai giovani studiosi e dalle giovani studiose. Voglio chiudere, però vi esprimo la mia soddisfazione, questo sì, questo ci tengo, per queste iniziative che hanno proprio un significato preciso, il significato che io colgo. Al di là del nostro impegno, dell'impegno dell'associazione, iniziative come quella di oggi stanno a significare che i nostri giovani ricercatori, dottorandi, assegnisti, come ho detto prima, hanno delle forti motivazioni e a giudicare dagli abstract presentati anche in queste occasioni dimostrano una qualità della ricerca scientifica, ma soprattutto una forte passione per la ricerca che rappresenta poi il fattore determinante per la crescita dello stesso diritto pubblico comparato, così come degli altri settori scientifici. E quindi comprenderete perché posso esprimere la mia soddisfazione anche oggi, anche qui ad Udine, così come l'ho espressa a Milano, e mi auguro di esprimerla anche nella prossima occasione della Spring School a Pesto Movatolla. Grazie. Grazie a tutti. Io sono qui a portare il mio saluto personale, il saluto di tutto il dottorato in qualità di coordinatore del dottorato interateneo a cui ha fatto riferimento Elena D'Orlando poco fa, che nasce da una sinergia tra i dipartimenti di Trieste e di Udine. E comincio col sottolineare che a me pare che questa iniziativa sia un'iniziativa di grande rilievo per il dottorato, perché mette in relazione studiosi che vengono da esperienze diverse, cioè fa camminare orizzontalmente la conoscenza, che magari sono il prodotto di scuole diverse, di modi di pensare diversi, di approcci diversi, e questo è un dato sicuramente positivo, perché la ricerca scientifica, i dottorati di ricerca dovrebbero essere frutto di contaminazioni tra sensibilità anche differenti, tra esperienze differenti, tra provenienze territoriali differenti. L'unica cosa che un po' mi secca è che io non c'entro niente in questa iniziativa, perché l'iniziativa va ascritta al merito di altri. Diciamo, prima della catastrofe che si vi attende sotto il mio coordinamento, coordinare il dottorato era con ben altro piglio Laura Montanari. A lei si deve questa iniziativa, che si deve anche all'impegno, e so cosa vuol dire quando si impegna, della professoressa Cozzi, che vedo qua davanti e che ringrazio per lo sforzo organizzativo che ha fatto. Quindi io mi giovo, sono contento di questa iniziativa, ma riconosco che non è merito mio. E anche del dottor
del dottor Grisostolo, scusami. Detto questo, io non sono un comparatista, io sono un costituzionalista, quindi studio il diritto pubblico interno, e però non posso fare a meno di notare che alcuni dei temi che sono sul tappeto oggi sono temi cruciali, non solo in prospettiva comparata, ma anche in prospettiva di diritto costituzionale interno, che poi cosa significa oggi diritto costituzionale interno? Ce lo insegna la professoressa Cozzi, che ha studiato fenomeni europei in connessione col diritto interno, è difficile da dire. Penso solo che noi siamo in pieno PNRR, il PNRR si basa sulla condizionalità in qualche modo, si basa sulla condizionalità, il che significa che in qualche modo tocca il sistema delle fonti, tocca il sistema dei meccanismi che servono a condizionare i comportamenti, mettiamola così. La condizionalità ha a che fare con temi classicissimi del diritto costituzionale, penso alla funzione di indirizzo politico, la normatività dell'indirizzo politico, o alla natura programmatoria di certi atti e la capacità di permeare, diciamo così, le condotte. C'entra col rapporto tra ordinamenti diversi, ne parlavamo ieri con la professoressa Cozzi, rapporti tra ordinamenti, condizionalità, c'entra con la rule of law. Si parla in queste relazioni anche di rule of law, quindi si parla di temi di assoluta centralità, direi per il diritto pubblico in generale, sia interno sia comparato, ma credo di interesse, per così dire, orizzontale per tutte le discipline giuridiche. Credo di aver finito tutto quello che avevo da dirvi, adesso ascolterò con attenzione e cercherò di imparare alcune cose dal dibattito di oggi. Grazie. Ok, allora io cambio il mio cappello, avrò il compito di introdurre, poi in realtà introdurrò solo la parte iniziale di questo seminario con la relazione della collega Baraggia dell'Università di Udine, che ci presenterà il tema generale, potenzialità e criticità della condizionalità europea, che introdurrà questo lavoro. Però rubo solo 2 minuti per aggiungere, fino adesso abbiamo parlato un po' dei principali interessati come relatori e per il coinvolgimento del nostro dottorato come uditori, dei dottorandi, assegnisti, eccetera. Ma questo seminario è aperto anche agli studenti di diversi corsi del nostro Ateneo, perché in effetti abbiamo parlato di pubblico comparato, diritto pubblico, in realtà poi l'altra anima che partecipa di queste tematiche è ovviamente il diritto europeo. Avremo poi il collega De Anna che parteciperà come discussant alla fine, per la collega Bergamini, quindi questi 3 anime principali che poi sono un po' alla base anche del corso di dottorato, che coinvolge tutte le materie giuridiche ma si inserisce in una prospettiva europea. E quindi volevo spendere 2 parole proprio rivolte agli studenti, perché credo che sia un'occasione importante anche per loro ascoltare come relatori non solo dei professori ma dei dottorandi che hanno pochi anni più di loro, quindi sia per pensare a una prospettiva futura, questo può essere, ma anche proprio in generale per il coinvolgimento, per sentire presentare temi che magari per alcuni aspetti stanno studiando nei loro corsi universitari da colleghi, non lo so, di poco più anziani di loro, che si stanno già cimentando nel presentare, nell'approfondire la ricerca di questi temi, nel presentare delle relazioni. Hanno già toccato, chi mi ha preceduto, un po' il tema della condizionalità, quindi condizionalità europea e identità costituzionali. Ascolterete nelle varie relazioni profili diversi, abbiamo avuto insomma, un certo numero di domande in questa call, abbiamo dovuto fare una selezione sempre difficile perché erano tutti progetti, proposte molto interessanti. Poi vedrete nella presentazione, seppure abbiamo scelto un ordine alfabetico, in realtà poi le tematiche si concentrano attorno ad alcuni profili su cui poi interverranno alla fine i discussant per aprire un po' di dibattito finale. Però abbiamo scelto di iniziare con una relazione della collega Antonia Baraggia dell'Università Statale di Milano, che si occupa di queste tematiche, che ha scritto un volume su queste tematiche, quindi ci darà un quadro generale sul tema della condizionalità nel contesto europeo,
all'interno del quale poi i singoli interventi costituiranno una sorta di approfondimento su specifici profili. Quindi non rubo altro tempo perché siamo abbastanza, invito, siccome non precederò io la parte successiva, però invito tutti i partecipanti a sentire aleggiare la mia presenza che dice rispettate i tempi in modo che si riesca insomma a completare, non dico in orario ma quasi la nostra giornata. Quindi lascio la parola ad Antonia. Grazie mille, innanzitutto grazie mille per questo graditissimo invito alla professoressa Montanari e ai miei colleghi Alessia Ottavia Cozzi e Francesco Crisostolo, grazie davvero e sono molto contenta di partecipare a questa giornata di studio su questo tema di cui appunto mi sono occupata e mi sto occupando, anche perché vedendo le relazioni che verranno poi sono sempre più convinta che questo sia un tema in cui c'è ancora tantissimo da studiare, da scoprire. E appunto quello che vorrei provare a fare in questa relazione così introduttiva è mettere in luce alcuni aspetti della condizionalità europea anche dal punto di vista proprio della natura dello strumento. In generale l'utilizzo della condizionalità nell'ambito dell'Unione Europea non è un fenomeno nuovo, quindi non siamo di fronte a qualcosa del tutto sconosciuto. Infatti nel corso della storia del processo di integrazione la condizionalità ha trovato diverse applicazioni, dalla political conditionality nel momento di adesione all'Unione Europea, alla condizionalità macroeconomica durante la crisi dell'Eurozona, a quella presente in numerosissimi programmi di finanziamento europei, fino a quella introdotta in un ambito particolarmente delicato come quello della protezione dello Stato di diritto. In generale, quello che possiamo dire, guardando in maniera diacronica a questa evoluzione, è il fatto che la condizionalità europea abbia subito una evoluzione sia quantitativa sia qualitativa. Riguardo all'aspetto quantitativo, mi sembra di poter dire che l'utilizzo della condizionalità nell'Unione Europea stia diventando quasi sistemico e stia emergendo come un elemento definitorio del modo di fare integrazione europea. Riguardo al profilo qualitativo, siamo invece di fronte ad quasi a una metamorfosi della condizionalità, che ha visto da un lato la sua progressiva internalizzazione e costituzionalizzazione anche, se guardiamo appunto all'applicazione per quanto riguarda lo strumento della protezione dello Stato di diritto. Da strumento iniziale di politica internazionale utilizzato per le cosiddette external relations dell'Unione ad elemento essenziale della procedura di adesione all'Unione fino ad essere utilizzato come meccanismo di regolazione e di enforcement nei rapporti tra Unione e Stati membri. Quest'ultima evoluzione, come vedremo anche in alcune relazioni, è avvenuta in particolare con l'introduzione del regolamento 2020-2092, che appunto stabilisce proprio un regime di condizionalità volto alla sospensione dei finanziamenti europei a uno Stato membro qualora siano riscontrate violazioni del principio dello Stato di diritto che compromettano o rischino di compromettere in modo sufficientemente diretto, e su questo poi avremo modo, credo, di discutere, la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione. Questo meccanismo ha determinato, a mio avviso, l'ingresso della condizionalità nel perimetro costituzionale dell'Unione, sancendone la natura di strumento volto alla composizione di tensioni di natura costituzionale e di carattere quasi federale. Però a fronte di questa pervasiva diffusione e trasformazione della condizionalità nel quadro dell'Unione Europea non è seguita, almeno fino ad oggi, un'altrettanto solida e condivisa elaborazione teorica
circa la natura di questo strumento e del suo impatto sulla relazione tra Unione e Stati membri. Diverse sono le ricostruzioni che sono state fatte dalla dottrina circa la natura della condizionalità. In particolare però questo è avvenuto negli studi politologici. Secondo uno dei più grandi studiosi della condizionalità, rispetto all'accesso di paesi all'Unione Europea, Schimmelpfennig, si tratta di un fenomeno di reinforcement by reward. Per altri invece la condizionalità è una vera e propria espressione di potere coercitivo, anche se esercitato con tecniche diverse rispetto all'imposizione di regole imperative. Per altri ancora la condizionalità può diventare difficile da distinguere dal concetto di sanzione, quando il beneficio o ricompensa a fronte di una determinata condotta è proprio l'assenza di sanzioni. Quindi far chiarezza sulla natura della condizionalità nell'Unione Europea è oggi quanto mai necessario, appunto anche alla luce dell'impiego così massiccio di schemi di condizionalità nel quadro della governance dell'Unione Europea. E la condizionalità, come poi cercherò di argomentare, mette anche a prova diversi aspetti dell'assetto costituzionale dell'Unione, per esempio il principio di uguaglianza degli Stati membri, il principio di attribuzione delle competenze e in particolare riguardo al principio di attribuzione delle competenze la condizionalità è vista come uno strumento di governance utilizzato per promuovere valori e politiche in ambiti nei quali l'Unione, pur mancando di poteri espliciti di intervento, quindi di poteri normativi, vanta un legittimo motivo di azione ai fini della tutela di un interesse comune. Però, come dimostra il caso della condizionalità relativa allo Stato di diritto, non è sempre facile distinguere nettamente quando si tratti di un intervento legittimo dell'Unione a tutela di interessi comuni in ambiti però che riguardano anche il diritto interno degli Stati membri e quando invece questo intervento dell'Unione costituisca un'interferenza in sfere di competenza riservate in via esclusiva agli Stati membri. Questi aspetti mostrano la natura ambigua della condizionalità e sollevano questioni fondamentali dal punto di vista costituzionale, sia domestico, diciamo così, sia rispetto al diritto dell'Unione Europea. E vorrei sviluppare questo percorso in 4 punti, guardando innanzitutto la natura della condizionalità, facendo alcune distinzioni rispetto a questo strumento, guardando al potenziale trasformativo dell'applicazione della condizionalità nell'Unione Europea. Cercherò di argomentare rispetto alla necessità di definire una dottrina della condizionalità e poi chiuderò su un affondo sulle implicazioni costituzionali della condizionalità a protezione dello Stato di diritto. Il primo punto, cioè la natura della condizionalità. Se noi tracciassimo un ideale continuum che definisce lo spettro delle diverse declinazioni dell'esercizio del potere pubblico, la condizionalità si colloca, a mio avviso, in una posizione mediana tra gli atti normativi vincolanti e le fonti di soft law, operando quindi in una zona grigia, non ancora del tutto definita. Cercando di identificare poi i tratti definitori della condizionalità, ci si imbatte in una serie di quesiti che non hanno ancora una risposta univoca. Soprattutto nella dottrina americana, che su questo è quella più avanzata dal punto di vista teorico, sia giuridica che politologica, è acceso il dibattito sulla natura coercitiva o meno della condizionalità. In particolare la dottrina si è interrogata se la condizionalità ultimamente non sia sempre una manifestazione di potere coercitivo, anche attraverso incentivi materiali diversi dall'imposizione di norme autoritative. Anche coloro che negano la natura coercitiva della condizionalità si sono chiesti se sia possibile identificare un turning point, un momento oltre il quale la mera influenza esercitata dal livello di governo centrale diventi un potere coercitivo. E ancora
ci si è interrogati se la condizionalità non sia in realtà la mera espressione di un potere sanzionatorio, soprattutto in quei casi appunto in cui il beneficio, la ricompensa che ne deriva è semplicemente l'assenza stessa di una sanzione, o quando la condizionalità si manifesta in forme punitive, come la sottrazione o la sospensione di un beneficio precedentemente corrisposto. Anche rispetto alla legittimità dell'utilizzo della condizionalità, la dottrina è divisa. È possibile identificare i contorni che definiscano una teoria della legittimità dei regimi di condizionalità? E ancora, è legittima una condizionalità che altera, aggirandolo, il riparto costituzionale delle competenze? Quindi, come si evince da questa breve disamina delle problematiche che sorgono allorché si cerchi di indagare la natura della condizionalità, ci si imbatte in una serie di questioni preliminari che riguardano questioni teoriche, di teoria costituzionale e del sistema delle fonti. Occorre poi, andando avanti, cercando di identificare appunto i caratteri di questo strumento, occorre anche evidenziare che ci sono diverse declinazioni della condizionalità e mi sembra particolarmente interessante anche rispetto all'uso massiccio che vediamo delle condizionalità, per esempio nel PNRR, distinguere tra veri e propri regimi di condizionalità e condizioni tout court, perché queste ultime si riscontrano in numerosissimi programmi di spesa del potere centrale che sono appunto rivolte alle entità che ricevono i benefici tendenzialmente finanziari. Sono condizioni che quasi fisiologicamente sono apposte e che riguardano il buon impiego delle risorse. Un regime di condizionalità invece, a mio avviso, si distingue perché le condizioni non riguardano strettamente e solamente la buona gestione dei fondi ricevuti, ma intendono condizionare le decisioni di policy, l'indirizzo politico, potremmo dire, del livello di governo che riceve i fondi. Quindi potendo incidere in ambiti anche non strettamente legati al finanziamento che si riceve. Un'altra distinzione che a mio avviso è importante fare è quella tra condizionalità costituzionale o statale e condizionalità internazionale. Non possiamo qui soffermarci su questa distinzione, però è importante rimarcare che la condizionalità internazionale è una prassi estremamente diffusa nelle istituzioni finanziarie internazionali, il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, e consiste in una serie di misure destinate agli stati in difficoltà finanziaria che prevedono, a fronte di un trasferimento di risorse, il raggiungimento da parte appunto dello Stato di determinati obiettivi macroeconomici, l'attuazione di determinate politiche pubbliche e un ventaglio di riforme strutturali. La condizionalità invece, diciamo così, a livello costituzionale si ha negli stati compositi, in particolare negli stati federali, che presentano appunto articolazioni territoriali e che viene esercitata tendenzialmente dal governo centrale per influenzare e eterodeterminare le politiche delle entità subnazionali. Queste due dimensioni della condizionalità sono particolarmente importanti per lo studio della condizionalità dell'Unione Europea, le cui diverse declinazioni, diciamo così, scontano questa ambiguità, perché se noi guardiamo la condizionalità macroeconomica applicata durante la crisi dell'Eurozona, intravediamo più una dimensione, diciamo, della condizionalità internazionale. Se guardiamo invece alla condizionalità appunto applicata per fronteggiare la crisi dello Stato di diritto, vediamo invece una condizionalità più costituzionale, così come la condizionalità utilizzata nei fondi strutturali, è la classica condizionalità di spesa applicata negli Stati federali. Infine, un'altra
diciamo, distinzione che mi sembra utile fare guardando ai diversi regimi di condizionalità dell'Unione Europea è quella tra condizionalità interna e condizionalità esterna, cioè rivolta ai paesi terzi. E appunto nel contesto dell'Unione Europea originariamente la condizionalità è stata proprio utilizzata nell'ambito delle relazioni esterne dell'Unione, in particolare inizialmente negli accordi commerciali, nelle politiche di sviluppo e nelle politiche di vicinato. Sempre questa dimensione poi esterna è stata applicata alla politica di allargamento, quindi sia l'adesione stessa all'Unione Europea che l'assistenza finanziaria e tecnica durante tutto il processo di adesione sono subordinate al rispetto dei cosiddetti criteri di Copenaghen, che comprendono parametri sia politici sia economici, sia l'osservanza dell'acquis communautaire e quindi intesa come capacità di dare attuazione al diritto europeo da parte dello Stato che è coinvolto nel processo di adesione. E la condizionalità legata al processo di allargamento è stata un tema centrale della dottrina che si è occupata del tema e che ha guardato in particolare all'efficacia delle condizioni e delle possibili controversie appunto circa l'applicazione di queste condizioni agli Stati membri. L'utilizzo della condizionalità nel processo di adesione è iniziato in particolare con l'allargamento dei paesi del Mediterraneo, quindi con Spagna, Portogallo e Grecia, ma è solo con l'allargamento a est che la condizionalità è stata applicata rispetto ai principi fondamentali e al principio democratico, diventando proprio un elemento centrale dei negoziati relativi all'accesso di nuovi membri. A seguito della formalizzazione poi dei criteri di Copenaghen, l'utilizzo della condizionalità è diventato sempre più pervasivo. Da un lato, con riferimento a Romania e Bulgaria, si è introdotto un meccanismo di monitoraggio continuo, il cosiddetto meccanismo di cooperazione e verifica, che riguarda appunto ambiti quali l'indipendenza della magistratura, la lotta alla corruzione, la capacità amministrativa degli apparati statali. Dall'altro, vediamo ancora oggi, rispetto ai negoziati per l'accesso dei Balcani occidentali, la condizionalità è stata estesa fino a riguardare per esempio la risoluzione di conflitti etnici, la definizione pacifica e delle relazioni tra per esempio Kosovo e Serbia, la richiesta di riforme costituzionali. E come è stato osservato in dottrina, e qui cito, by setting political conditions that are not covered by the acquis, despite the inclusion of Article 2, the European Union has entered a new territory. Quindi la condizionalità rispetto ai Balcani occidentali è diventata sempre più pervasiva, ricca di richieste anche dal punto di vista costituzionale, e quindi si sta spingendo in un terreno ancora inesplorato. Per quanto riguarda poi la condizionalità invece interna, lo studio della condizionalità appunto nell'Unione Europea non può prescindere da un ancoraggio alle teorie della divisione verticale del potere, quindi alle teorie che riguardano il principio federale. Il legame profondo tra condizionalità e federalismo emerge se si guarda alle funzioni appunto che la condizionalità, ancorché non chiamata propriamente condizionalità, ricopre in alcuni ordinamenti federali classici, ma non è il focus di questo intervento. Però voglio mettere in luce quali sono le tre funzioni che la condizionalità ricopre negli stati compositi, negli stati federali, e traslando quindi anche la condizionalità interna dell'Unione Europea. In primo luogo è uno strumento volto a perseguire obiettivi di rilevanza nazionale che cadono però al di fuori delle competenze costituzionalmente attribuite al centro. Si tratta dunque di un meccanismo ambiguo perché da un lato è volto a rafforzare il sistema delle competenze, dall'altro mira a promuovere standard comuni in ambiti particolarmente rilevanti come la protezione dei diritti sociali, per esempio, della sanità, eccetera. In questo senso è uno strumento che aggira i vincoli di competenza ma persegue obiettivi meritevoli, quindi c'è questa ambiguità della condizionalità. Una seconda funzione più controversa è quella invece di
vera e propria regolazione, di enforcement di una disciplina federale a livello locale. Anche questa funzione viene esercitata spesso in deroga al principio del riparto di competenze e pone una serie di tensioni appunto tra centro e periferia. Una terza declinazione è quella propriamente, diciamo, negativa, cioè punitiva rispetto alle resistenze, per esempio, di un governo locale all'implementazione della normativa federale, e quindi viene appunto utilizzata in un senso negativo, quasi disciplinare. Questi tipi di condizionalità, che coesistono di solito in uno stesso ordinamento, hanno generalmente un effetto di accentramento del potere in capo appunto all'entità centrale, federale o sovranazionale, e quindi sono fonte spesso di opposizione, di tensione tra i diversi livelli di governo. La condizionalità nei sistemi multilivello ha una forza federalizzante, cioè di avocazione al centro dei rapporti tra centro e periferia, e questa funzione si vede anche nell'Unione Europea. In particolare, appunto, se guardiamo alla declinazione dell'uso della condizionalità negli strumenti posti in essere per la crisi dello Stato di diritto, ma anche negli strumenti per affrontare la ripresa dalla pandemia, vediamo proprio una nuova condizionalità che ha questa funzione, diciamo così, federalizzante. Passo al potenziale trasformativo della condizionalità e velocemente la condizionalità, appunto, per la sua applicazione ha un effetto di alterazione rispetto al riparto, alla divisione dei poteri, sia appunto verticale ma anche orizzontale, e soprattutto, diciamo, genera tensioni dal punto di vista normativo rispetto al principio democratico e al principio dell'accountability, perché dal punto di vista, diciamo, del rapporto tra parlamenti e governi, quando si ha a che fare con strumenti di condizionalità, tendenzialmente i parlamenti hanno pochissima voce in capitolo nella fase di input, cioè di progettazione delle condizioni, che è un compito più tecnico-gestionale che esula, diciamo così, dalle competenze e dalle procedure legislative. La progettazione di solito e la negoziazione dei programmi di condizionalità è un processo che si caratterizza come top-down e manca appunto di una dimensione partecipativa. Questa particolare caratteristica dei regimi di condizionalità incide appunto sul principio democratico, in alcuni casi produce effetti contraddittori. Si pensi appunto al caso della condizionalità che vuole rafforzare le istituzioni democratiche, le istanze democratiche e promuovere appunto migliori standard partecipativi nel paese beneficiario, ma viene di fatto realizzata senza alcun processo partecipativo. E la seconda dimensione, diciamo così, normativa che riguarda l'utilizzo della condizionalità attiene al principio della responsabilità e dell'accountability. In sostanza, la condizionalità consente ad una determinata istituzione di stabilire le priorità e di determinare le politiche di un altro attore istituzionale, per cui il risultato dei programmi di condizionalità è una distorsione delle priorità politiche del beneficiario e, diciamo, date le relazioni di condizionalità tra i due distinti livelli di governo, diciamo, l'utente, il popolo, si trova difficilmente nella posizione di determinare quale livello di governo è in ultima analisi responsabile delle politiche che lo riguardano direttamente. In sintesi, la condizionalità solleva questioni che la dottrina internazionale ha definito di ownership, di proprietà, creando appunto zone grigie in cui il governo centrale che concretamente di fatto determina queste politiche non è ultimamente identificabile come il responsabile delle stesse. Questi aspetti, e devo un po' correre, evidenziano la necessità di ragionare sulla
su una teoria, diciamo così, della condizionalità negli stati compositi. E su questo sicuramente la dottrina americana è quella, come dicevo, già più avanzata. La Corte Suprema americana si è espressa sulla natura e sulla legittimità dei regimi di condizionalità, elaborando anche una dottrina delle unconstitutional conditions, ma nel contesto europeo, sebbene a mio avviso appunto manchi ancora una lettura organica, teorica della condizionalità, sicuramente la vicenda del regolamento sulla condizionalità a protezione del bilancio dell'Unione Europea ha offerto una grandissima occasione, colta dalla Corte di Giustizia e anche dalla dottrina, per fissare alcuni limiti generali che riguardano appunto la conformità di un regime di condizionalità rispetto ai trattati. Arrivo all'ultimo punto, e cioè al punto della rule of law conditionality, che, come dicevo, pur con le sue peculiarità, offre l'opportunità di riflettere sui limiti e sulle potenzialità di questo particolare strumento di esercizio del potere. La Corte di Giustizia, nelle due sentenze 156 e 157 del 2021, che riguardavano appunto la legittimità del regolamento, ha riconosciuto che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria. Tuttavia, possono essere sanzionate solo violazioni dello Stato di diritto che recano un pregiudizio in modo sufficientemente diretto agli interessi dell'Unione. Questo legame inscindibile che la Corte enfatizza tra la violazione dello Stato di diritto e i danni al bilancio dell'Unione, da un lato evidentemente restringe, indebolisce il meccanismo di condizionalità. Dall'altro però io ritengo che sia proprio questo requisito a legittimare il meccanismo, consentendo adesso di rientrare nel perimetro delle competenze dell'Unione Europea. In effetti l'Unione può agire per proteggere i valori dell'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea, ma può farlo solo sulla base di quelle disposizioni dei trattati che le conferiscono la competenza di intraprendere tale azione. Quello che però, anche alla luce di questa affermazione, resta ancora da soppesare, da considerare, e come è stato poi sostenuto tra l'altro dai governi di Ungheria e Polonia, la legittimità di un regime di condizionalità orizzontale, come è quello della rule of law, appunto, è ancora da indagare, cioè una condizionalità legata al valore dello Stato di diritto in generale e non invece strettamente connessa agli obiettivi di un programma specifico, cioè un'azione dell'Unione Europea, o esplicitamente alla sana gestione finanziaria del bilancio. Il legame tra la natura delle condizioni e lo scopo di un determinato programma è un requisito per la legalità degli schemi di condizionalità, ampiamente riconosciuto appunto negli studi e nella dottrina che si è occupata della legittimità della condizionalità. La Corte di Giustizia ha imboccato una strada abbastanza audace da questo punto di vista, perché ha riconosciuto la legittimità di una condizionalità orizzontale, affermando che le condizioni in gioco possono essere collegate al valore dello Stato di diritto, il quale deve essere rispettato in tutti i settori di azione dell'Unione. La nozione di Stato di diritto è da intendersi alla luce di tutti gli altri valori e principi dell'Unione sanciti dall'articolo 2 e ne consegue che il rispetto di tali valori, in quanto partecipi della definizione stessa dello Stato di diritto, può essere richiesto proprio nell'ambito di un meccanismo di condizionalità orizzontale come istituito dal regolamento impugnato. Questa amplissima dichiarazione
se vista al di là del contesto del regolamento in questione, è di estrema importanza per il futuro sviluppo dell'Unione, in quanto potrebbe aprire la strada all'adozione di nuove forme di condizionalità aventi base giuridica in una norma di diritto primario per proteggere anche gli altri valori dell'articolo 2, che appunto devono essere considerati nel loro insieme in quanto costituiscono il fondamento giuridico dell'Unione e definiscono l'identità stessa dell'Unione quale ordinamento giuridico comune. Non ho tempo per approfondire un aspetto che è quello dell'utilizzo di questo strumento come della condizionalità per lo Stato di diritto come uno strumento di militant democracy, ma mi piacerebbe poi avere occasione magari di discuterne nel proseguo della giornata. Mi avvio alle conclusioni. Nonostante i nodi irrisolti che ho cercato di evidenziare, le recenti applicazioni europee della condizionalità sembrano dimostrare che le istituzioni europee continuano a guardare alla condizionalità come uno strumento utile per affrontare aspetti complessi e potenzialmente di frattura dell'ordinamento dell'Unione. Questa fiducia della condizionalità, che emerge anche nell'utilizzo che ne è stato fatto nel Next Generation EU, suggerisce che probabilmente la condizionalità è destinata a svolgere un ruolo sempre più importante nell'architettura dell'Unione, anche a fronte dei processi di allargamento in corso. Considerando la crescente rilevanza della condizionalità quale strumento di natura costituzionale dell'Unione, è sempre più necessario, a mio avviso, però, definirne i contorni di legittimità, appunto, di uno strumento che di fatto è uno strumento di esercizio del potere pubblico, che è tanto efficace quanto sfuggente. Il processo che ha portato all'adozione del regolamento sulla condizionalità per la rule of law e le decisioni della Corte di Giustizia hanno sicuramente acceso i riflettori sulla dimensione costituzionale della condizionalità, per molto tempo guardata come uno strumento meramente di diritto internazionale e dalle scarse implicazioni costituzionali. Sebbene apprezzabili siano alcuni correttivi introdotti dai nuovi regimi di condizionalità, quelli appunto del Next Generation EU rispetto per esempio alla condizionalità macroeconomica, però se guardiamo allo strumento in sé, osservato nella sua dimensione proprio di fenomeno tipico del diritto pubblico, non possiamo che osservare una persistente zona d'ombra, un'area grigia in cui il potere viene esercitato in modo pervasivo ma difficilmente codificabile, come appunto invece avviene rispetto alle forme più consuete costituzionalmente determinate di esercizio del potere, come l'esercizio di potestà normativa. È proprio, e concludo, in queste intrinseche caratteristiche, straordinaria efficacia, alta flessibilità, capacità di declinarsi in vari modi e con diverse finalità, che a mio avviso risiedono le ragioni della sua popolarità, la popolarità di questo strumento e del suo fascino anche per gli studiosi dei processi costituzionali multilivello in particolare. E mi fermo qui sperando di continuare la discussione con le relazioni a seguire. Grazie. Ringrazio Antonia anche per la sintesi, perché i profili che ha toccato sono davvero molti, in parte verranno approfonditi nei prossimi interventi. Non rubo tempo, cambiamo il tavolo e quindi adesso propongo a tutti i relatori di avvicinarsi perché abbiamo abbastanza spazio per tutti e lascerò presiedere a Francesco Grisostolo, che ha curato insieme ad Alessia e a me l'organizzazione di questo seminario. Buon pomeriggio anche da parte mia. La mia non è una vera presidenza, la presidenza rimane in capo alla professoressa Montanari, è più un ruolo di mero coordinamento dovuto alla mia responsabilità tecnologica nei confronti anche di chi ci segue da casa, però non mi posso esentare dal dire che è stato un vero piacere organizzare assieme all'amica Alessia Cozzi e alla professoressa Montanari questo seminario, un piacere anche incontrare già ieri sera i nostri ospiti su un tema che mi sta anche personalmente a cuore, perché mi sono sempre occupato di rapporti finanziari e in qualche modo il tema della condizionalità intreccia un modo di essere delle relazioni finanziarie fra livelli di governo. Detto ciò, il nostro primo intervento è un intervento online
So I'll give the floor to Tatiana Chernikova-Dragomir. She will present about the associated trio, political conditionalities and the dynamics of EU enlargement policy. Thank you, Tatiana. You have the floor. Thank you very much. Good afternoon to everyone. Good afternoon to the panel and to the participants. It's an honor to be here. My subject today deals with the associated trio made up of the Ukraine, Moldova, and Georgia. Without further ado, I would like to start my presentation. So the phenomenon under discussion deals with the changes in the dynamics of EU enlargement policy, driven by the unexpected war between, or more or less unexpected war, between Russia and the Ukraine, and by the subsequent admission of Ukraine and the Republic of Moldova as candidates to the EU. Georgia was also assured of a European perspective, while the other two members of the associated trio were awarded candidate status. So the unit of analysis of my case analysis is the associated trio. So the reason for choosing the associated trio countries is that the path to EU membership was suddenly brought into debate by the war. And this determined an unexpected shift, unexpected and at the same time topical shift in the EU enlargement process. No other country has been awarded candidate status as fast as the Ukraine and Moldova. In assessing whether the treatment of the associated trio has changed the paradigm of the dynamics of the EU enlargement policy, my presentations aims at discussing the particularities of political conditionalities applied to the three countries that aspire to join the European Union, with the aim of identifying meaningful differences, the impact of external factors, and the visible consequences so far. This year marks 40 years of European enlargement, since Denmark, Ireland, and the UK joined the European Community in January 1973. So it couldn't come at a better time that we discuss the topic of enlargement. The European Union lists enlargement itself as one of its objectives, justified by its capacity to enhance EU presence on the global scale, as well as an instrument for promoting political, economic, and societal reforms, consolidating peace, stability, and democracy across the continent. So in 2022, this objective has become very clear with the candidacy and admittance of Ukraine and Moldova as the awardance of candidate status to Ukraine and Moldova. But this objective, the enlargement objective, is of course not an obligation. Neither the treaties nor public international law grant a right to accede to the European Union, obtain candidate status, or request the initiation of accession negotiations. So the most recent expansions following 2004, adding countries from Central and Eastern Europe, did represent a key step in the enlargement policy's development and in codifying the idea of conditionality. And of course, to define the terms political conditionality in this context implies that a state or international organization links perceived benefits to another state, such as aid, trade concessions, cooperation agreements, political contracts, or even membership, to the satisfaction of requirements relating to the advancement of democratic principles and the protection of human rights. So the 2004 enlargement was really a shift, since it meant a return to Europe of the Central and Eastern European countries after the Cold War divisions. So it did determine giving a loud voice to the 1993 Copenhagen criteria as an ex-ante control of member states' adherence to the European values,
establishing unity not just in law and procedure, but also in substance. So, as it stands today, the accession criteria are the stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights, and respect for and protection of minorities, a functioning market economy, and the ability to cope with competitive pressure and market forces within the EU, and the ability to take on the obligations of membership, including the capacity to effectively implement the rules, standards, and policies that make up the body of the EU law, the acquis. The political conditionality is at this point, beyond any doubt. But at some point during the enlargement process, especially after the 2004 enlargement, there has been fatigue. There has been an unwillingness of the already member states to admit new members, this was also followed by a reticence from the Western Balkans and other states to take action to apply the EU acquis and to actually do something in the sense that could bring them closer to Europe, closer to the EU. So in this context, in 2020, the EU issued a revised methodology for the European accession process, trying to jumpstart the lagging process which had been lingering so long within the Western Balkans. And following this new methodology, the process of accession shall be governed by 4 principles: credibility, predictability, dynamism, and stronger political steer. The issue of credibility is key here, since it has become key in all political discourse, as well as in documents issued by the European Union and its institutions. It does point towards the fact that the lack of credibility of an effective accession to the European Union was felt at a systemic level. According to this new methodology, the negotiating process towards accession has been clustered. So the fundamentals are opened and closed last, which means that political conditionality has become front and center in the accession process. But despite the encouraging rhetoric brought by the revised accession methodology, fundamental problems obviously still persist in the Western Balkans, also due to the lack of these countries' political will and the institutional resistance to change. But this new methodology, although does not bring anything substantial, that doesn't bring any novelty in the sense of substantial accession criteria, it does bring novelty in the process. And we shall see in the future times if it has the capacity to drive the process further, to invigorate, and to bring the candidate countries closer to accession. Going back to the topic of the war, after Russia's invasion of Georgia in 2008, the EU put forward an Eastern Partnership as a joint initiative of the EU and its member states and the partner countries, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, and Ukraine, aiming at deepening the political and economic relations between the EU, its member states, and these partner countries. After the war in 2000, after the start of the war in 2022, Moldova and Ukraine have, in record time, been granted candidate status. And from what you can see here, whereas for Turkey, well, the process is, well, quasi-suspended and is lingering forever, followed by Bosnia and Herzegovina, Albania, Serbia, Montenegro, and North Macedonia. This is the period of time it took from the moment that these countries applied for membership
and to the moment they were actually granted membership. The problem is that in the case of Ukraine, Georgia, and Moldova, we have territorial occupation by Russian forces. Without delving into the details, all three countries have this in common. And the Russian occupied territories in Europe are a problem. There is history of territorial uncertainties in the EU's past, some of which persist to this day. For example, West Germany was a founding member long before its status and borders were finalized. Cyprus is a de facto internally divided state. There are issues between Croatia and Slovenia, which are still not resolved. Yet, in the case of the associated trio, there is this influential common denominator, which is Russia. And this is a physical and political occupying force. It could be argued that the EU accession process could be distorted and the associated trio countries could become the pawns, the weakest pieces on the chessboard between the EU and Russia. The border issues, although not insurmountable as proven by past examples, will have to necessarily involve negotiations with the Russian counterparts. Yet, territorial integrity is not a formal criterion of accession. Ultimately, it's an official candidacy opens up the opportunity to negotiate a plan for accession, and the sanctions imposed on Russia may become a bargaining chip in future enlargement talks. Surprisingly, both the Commission's opinions and in the subsequent analytical reports issued in February 2023, there is little to no mention of the issue of control over territory. Yet, it is difficult to ignore the issue of Russian-occupied or Russian-leaning territories, as well as the role of Russia itself as an international player. So to sum up, while the EU enlargement process has undergone multiple changes throughout time, meandering to the present shape where it is governed by Articles 49 and 2 TEU, each enlargement wave has brought along changes. Some were substantial, speaking to shaping the criteria of accession. Others were directed towards improving the quality of the procedure. Since enlargement towards the Western Balkans was progressing very slowly, the credibility became questionable. And the enlargement and accession fatigue gained visibility and was felt by all parties at the discussion table. So after a prolonged period of stagnation, the enlargement process was jolted by the war between Russia and Ukraine and the subsequent application for membership lodged by the associated trio. This situation gave rise to questions regarding the future of EU accession, given the particularities of the associated trio: territorial integrity, effective control over territory, human rights concerns, capacity to uphold the rule of law, and not last, and definitely not least, the polarization of the population with regard to EU accession and EU values. So in this context, the current state of affairs has the potential to pave the way towards a European doctrine of accession of countries at war or under foreign occupation, bringing new layers to the discourse of peace, security, and stability. With this, I will wrap it up. I thank you very much for your attention. And of course, there would be a lot more things to discuss, but time is limited. So I thank you very much. Ringrazio la collega Tatiana Cernicova, la ringrazio in italiano perché lo comprende e, come mi sono dimenticato di dire, è dottoranda presso l'Università degli Studi di Udine e lavora presso la West University of Timișoara. È la prima volta che presiedo, quindi qualche pasticcio lo dovevo necessariamente fare, cosa che non farò col collega e amico Edin Screbo dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e della Union Faculty of Law
di Belgrado, il quale ci ha preparato delle ottime slide. Ottimo. Mi limito a fare la considerazione che questi primi due interventi ruotano entrambi attorno al tema quindi delle condizionalità nel contesto dell'allargamento dell'Unione, che come faceva notare la professoressa Baraggia è stato la popolazione esterna, l'allargamento, un terreno di coltura originario della condizionalità e che quindi nella prospettiva dell'allargamento metodologico e secondo il mio modesto parere inesorabile dell'utilizzo della condizionalità nei rapporti interistituzionali fra livelli di governo, diventa a maggior ragione un tema che forse prima coltivato da non molti studiosi assume un interesse di carattere generale. Ti lascio spazio, tolgo la finestrella. Giù qui, giusto? Prego. Qualcosa ho imparato via con il Covid. Allora, buonasera, anzi buon pomeriggio a tutti. Come avrete intuito dal programma, diciamo il mio intervento era dopo, ma i Balcani sono sempre dei grandi troublemakers e quindi c'è stata una rivisitazione del programma originario. Ho deciso, diciamo così, di dare avvio a questo mio intervento presentando, diciamo, alcune vignette significative perché secondo me riassumono quelli che sono i problemi attuali, almeno, dei rapporti tra Unione Europea e Balcani occidentali. In particolar modo vorrei partire con questa prima vignetta di un giornale belgradese in cui si vede questo signore che è di fronte a un masso e di fronte a questo masso c'è insomma tutto il cammino europeo, idealmente dei paesi dei Balcani occidentali. L'ho intitolato La fatica di Sisifo perché diciamo dall'introduzione dei criteri di Copenaghen arrivando ad oggi tutto è rimasto uguale ma niente cioè tutto è uguale ma in realtà tutto è cambiato. Perché è diventato molto più difficile è diventata molto più difficile l'adesione all'Unione Europea da parte degli Stati dei Balcani occidentali, in particolar modo perché accanto ai famosi criteri politico, economico e dell'acquis si è andato ad aggiungere tutta una serie, diciamo così, di ulteriori necessità da adempiere da parte degli Stati anche sulla scorta della precedente esperienza dal 2004 ad oggi. Quindi ecco, il percorso dei Balcani occidentali è ulteriormente ostacolato, diciamo, da questo fatto. L'altro problema è questo, e cioè è l'effettiva volontà, diciamo così, e capacità, e quindi qui mi riallaccio al tema della capacità di assorbimento da parte della stessa Unione Europea nei confronti dei nuovi Stati, e qui si vede in modo chiaro, no? L'altra possibile porta dell'Unione Europea, no? Di un altro candidato che diventa membro, è ben chiodata e quindi non facciamo entrare nessuno, perché effettivamente anche questo è un problema, cioè dell'effettiva capacità di assorbimento dell'Unione Europea di nuovi Stati e, diciamo, la realtà quali Stati e con quali problematiche. Quindi, insomma, come diceva il buon Alberto Soddi, bisogna vedere chi ci portiamo in casa. L'altro aspetto invece è quello delle false partenze, in questo caso delle false corse, in cui vediamo questi paesi dei Balcani occidentali intenti in una corsa spasmodica verso l'Unione Europea, poi quanto spasmodica e quanto reale lo vedremo, ma che in realtà sono sempre fermi, cioè non si sono mossi, sono passati 20 anni, qualcosa sì, effettivamente e ovviamente è cambiato, ma non in modo così, diciamo, importante. Le considerazioni che oggi vorrei andare a svolgere, diciamo, di fronte a un amplissimo ventaglio di possibili elementi da esaminare, ho deciso di portare la rule of law o stato di diritto. Perché, secondo me, è presto detto, la professoressa Baraggia ha sicuramente espresso in maniera più che chiara e esaustiva del perché dell'importanza di questo principio, e la mia collega, appunto, poc'anzi, anche lei ne ha fatto cenno e ha dimostrato l'importanza di questo criterio. Però ecco, in particolar modo, quando si parla di Balcani occidentali e dal punto di vista appunto dello Stato di diritto, io ho scelto di prendere le ultime relazioni risalenti all'ottobre del 2022 della Commissione europea per quanto riguarda l'integrazione dei Balcani occidentali, e qui mi sono detto sì, ma effettivamente, essendo lo Stato di diritto, no, un principio
multidimensionale, che ha tanti elementi al suo interno, non solo tanti elementi, sembrano, usando un'espressione matematica, una specie di fascio, no? Un fascio di principi che al suo interno ne contiene molti, no? E appunto fra questi vari principi l'Unione Europea va a, diciamo così, esaminare. È stata posta, quasi tutti gli anni viene posta, ma a me è sembrato che in questa ultima relazione della Commissione in maniera precipua è stato messo sotto una lente di ingrandimento particolare il sistema giudiziario di questi paesi, e quindi mi sono detto, ma sì, vediamo un po' dov'è il problema, perché effettivamente si parla sempre di criteri politici, ma quelli giudiziari spesso, diciamo, divincolano, non vengono messi, diciamo, proprio in una grande attenzione. Però per far questo, e questa è una premessa dovuta, perché qualcuno potrebbe dire sì, ma ti sei scordato qualche paese, è vero, l'ho fatto, e infatti nella mia relazione non troverete nel Kosovo, non per ragioni politiche ovviamente, ma soltanto perché ho voluto esaminare gli stati che già hanno ricevuto lo status, anche se la Bosnia l'ha ricevuto qualche mese fa, quindi diciamo sono stato un po' parziale in questa mia scelta. E l'altro elemento, o meglio l'altro stato che non ho individuato è appunto l'Albania, ma l'ho fatto perché ho avuto, diciamo così, sono già partito prevenuto, perché mi sono detto, ma non è che sotto sotto c'entra qualcosa la comune appartenenza all'ex Jugoslavia, non è che magari si portano dietro già dal passato qualche piccolo acciacco, diciamo così, qualche menomazione all'origine, e quindi ho escluso questi due paesi. Tant'è però, per darvi un'idea di cos'è lo Stato di diritto all'interno di questi ordinamenti, e in particolar modo all'interno delle stesse costituzioni di questi stati, considerando soprattutto che sono costituzioni tutte nate, diciamo così, sotto una più o meno importante, diciamo così, influenza esterna. La Bosnia, diciamo, il caso di scuola classico proprio, no? Di estrema influenza, e quelli invece magari come Serbia, Macedonia e Montenegro, diciamo un po' più velata o comunque minore. Interessante osservare che in ognuno di questi 4 paesi, quindi che io ho scelto come come elementi di studio sui Balcani occidentali, dimostrano un'attenzione, diciamo così, maniacale allo Stato di diritto, cioè non c'è una Costituzione che non specifichi, adesso non starò qui a elencarvelo uno per uno anche perché il tempo è poco, però in ognuna di queste Costituzioni lo Stato di diritto è messo al centro, al vertice, lì come un elemento portante dell'intera struttura statale. Tanto nei preamboli, e questo si vede bene per il caso del Montenegro e della Macedonia, quanto negli articoli, e questo si vede molto bene all'articolo 2 della Costituzione della Bosnia e Erzegovina, e anche all'interno della Costituzione della Serbia, o meglio, scusate, della Repubblica della Serbia, all'articolo 3, dove non solo si stabilisce che lo Stato di diritto è elemento cardine centrale dello Stato, ma se ne dà anche una definizione, no? Tant'è che si dice che lo Stato di diritto, in base al quale si esercitano attraverso elezioni libere e dirette, garanzie costituzionali di diritti umani e delle minoranze, separazione dei poteri, indipendenza della magistratura, importante, e rispetto della Costituzione e delle leggi da parte delle autorità. Cioè, ci dà una bella definizione di Stato di diritto, tanto per non avere, diciamo, delle confusioni. Quando poi invece si va a vedere quello che viene definito, no? Law in book e il law in action, i Balcani ne escono un po' male, perché se noi andiamo a vedere questo studio del 2022 fatto dal World Justice Project, si vede che in questa classifica, chiamiamola così un po' volgarmente, no? Un po' in modo simpatico, dello Stato di diritto, su 140 paesi esaminati, dove il paese, diciamo, il peggiore purtroppo per il Venezuela è appunto il Venezuela, e il migliore è la Danimarca, vediamo che la Bosnia si colloca a un dignitoso, dai, 70° posto su 140, quindi proprio lì nel mezzo. Andando oltre vediamo che la Serbia caliamo un po' e andiamo all'83° posto su 140 stati esaminati. L'altro Stato, grazie, invece che viene esaminato appunto è la Macedonia del Nord, che è al dignitosissimo 63° posto. Non vi espongo il Montenegro perché non è stato fatto oggetto di questo studio, e quindi abbiate pazienza delle mancanze. Quando invece si va a vedere a leggere la relazione
della Commissione, si vede che le maggiori problematiche vengono invece proprio dall'ambiente della magistratura e c'è una maglia nera che è quella della Bosnia-Herzegovina, dove viene detto che nulla è stato fatto per quanto riguarda i miglioramenti all'interno dello Stato di diritto, in particolar modo per quanto riguarda la magistratura, o meglio il sistema giudiziario, anzi dice si è andati anche molto peggio perché avevate l'opportunità, c'era stata infatti una proposta di emendamento a quello che è il CSM, diciamo volgarmente, o meglio italianizzando, bosniaco, appunto per introdurre dei criteri molto più stringenti per quanto riguarda i giudici, per quanto riguarda le loro dichiarazioni di redditi e conflitti di interessi. Ovviamente questa legge non è passata. Molto, diciamo, in modo positivo è stata letta invece la riforma del 4 febbraio 2022 della Costituzione serba, che per la prima volta introduce un Consiglio Superiore della Magistratura e della Procura, con l'elezione da parte dello stesso dei magistrati, rispettivamente dei magistrati e dei pubblici ministeri. Tuttavia l'Unione Europea è molto critica e lo fa in modo, diciamo, espresso, giustamente, dicendo che sì, ci sono stati dei miglioramenti, ma siete sempre molto lontano. Concludendo, butto lì una piccola provocazione, perché magari potrebbe essere oggetto di qualche domanda, o meglio anche di qualche critica. È interessante notare che sempre nello studio del World Justice Project, vediamo che dal 2015 al 2022, per quanto riguarda il ranking della Bosnia-Herzegovina, il punteggio che va da un minimo, quindi il risultato pessimo, 0, a 1, risultato ottimale, il migliore, vediamo che nel 2015 la Bosnia registra lo 0,57 sul ranking sul Rule of Law e nel 2022 cala al 0,52. La Serbia parte da uno 0,50 e cala nel 2022 a uno 0,49, la Macedonia del Nord dallo 0,55 allo 0,53. Bene, sono delle flessioni minime, soprattutto per la Macedonia e la Serbia, un po' più rilevanti per la Bosnia, però una cosa interessante che a me è balzata così un po' all'occhio e all'attenzione è questa. Si vede che proprio dal 2017-2018 comincia, diciamo, un po' questa flessione, nello stesso periodo in cui invece l'Unione Europea si concentra anche con lo strumento della condizionalità maggiormente all'interno dei Balcani. Cioè nel momento in cui c'era stata la crisi economica e la Brexit si era un po' disinteressata l'Unione Europea e vediamo comunque dei risultati dignitosi per quanto riguarda la Rule of Law. Nel momento in cui l'Unione Europea, diciamo, si interessa maggiormente dei Balcani occidentali e quindi dello sforzo verso l'integrazione, questo cala. Io non arrivo a nessuna conclusione, non è mio compito e non lo farò, però ecco, pensateci, chissà. Vi lascio la mia mail per chiarimenti, domande o semplicemente per dei messaggi minatori. Grazie per l'attenzione e ringrazio tutti. Siamo noi a ringraziarti per questo bellissimo intervento. Non è magari compito tuo ora, ma confidiamo nel paper che tu tragga anche delle conclusioni, quindi ti sei autovincolato. Credo che già oggi, anticipo, il dottor Santini pone proprio il problema dell'effettività, della condizionalità, quindi forse ci sarà qualcuno che coglierà, se non altro indirettamente, la palla che hai lanciato. Mi astengo da qualsiasi ulteriore commento. Questi due paper saranno poi ottimamente commentati come discussion dal professor Deana, che approfitto per ringraziare sia per aver coinvolto i suoi studenti e per averci dato l'aula, oltre alla professoressa Giovanella. E ora, senza ulteriore ritardo, lascio la parola al dottor Dirri dell'Università Luis Guido Carli, che ha preparato un paper assieme alla dottoressa Guerra della medesima università, la quale si scusa per non essere qui, essendo impegnata all'estero, sempre in un'attività universitaria. E quindi il lavoro che presenterà il dottor Dirri è un lavoro comune riguardo agli sforzi dell'Unione Europea a protezione della EU Rule of Law, criticità e problematiche del regolamento sulla condizionalità. Buonasera a tutti, prima di tutto ringrazio l'organizzazione per averci dato questa possibilità e porto le scuse da parte della mia collega, ma peraltro nemmeno online può intervenire perché è in viaggio adesso, quindi proprio purtroppo i tempi
non sono dei migliori a livello di incastri vari. Allora, come diciamo, avete visto dal titolo, io mi concentrerò più sulle critiche al regolamento della condizionalità e riprenderò alcune categorie classiche del diritto costituzionale. Prima di tutto vorrei aggiungere qualcosina, se posso, alla relazione generale della professoressa Baraggia, ricordando che l'importanza di questo, seppur criticabile, regolamento 2092 risiede nel fatto che sovente l'Unione Europea i riferimenti alla rule of law li ha sempre fatti riguardo l'azione esterna. Per esempio, un altro recente regolamento, che è il 947 del 2021, il regolamento Global Europe, in questo regolamento abbiamo per ben 35 volte il termine rule of law, e non è una cosa proprio scontata se rapportata a regolamenti che riguardano l'azione interna. Okay, questo è un primo fatto molto importante. Poi però vengono i problemi. Ok, grazie. E i problemi derivano da alcune coordinate teoriche e poi all'applicazione di queste coordinate teoriche, però che sono il risultato di una contrattazione a livello legislativo, che ci dice anche qualcosa sullo stato dell'Unione e se effettivamente the Master of Treaties sono ancora lì e vigilano sull'integrazione. Prima di tutto io vorrei ricordare che questo regolamento, seppur definisca la rule of law, la definisce in relazione ai report della Commissione, che il primo è del 2020 e con grande enfasi, diciamo, organizza, perché vorrei ricordarlo, una definizione che sia ben salda sulle sentenze della Corte di Giustizia. E riprendendo la definizione, ripresa dal regolamento ovviamente, io noto che forse la parte più importante è quando evidenzia il problema del giudiziario. Se noi leggiamo che la rule of law implica il principio di legalità, un law making process pluralistico, la certezza del diritto, quindi la proibizione dell'arbitrarietà da parte dell'esecutivo, poi però abbiamo uno spaccato che è come se avesse preso non so quante sentenze della Corte di Giustizia messe nella rule of law per essere pronto per essere applicato. Questa è la mia interpretazione testuale, diciamo da quello che si evince dal testo, e appunto abbiamo che la rule of law è quindi accesso alla giustizia, quindi sostanza della rule of law, che questo è un grosso problema che forse troppo spesso viene trascurato anche a livello interno, il problema delle corti indipendenti e imparziali e quindi anche delle nomine dei giudici, e poi di garanzie effettive. Come vedete, nella definizione della rule of law, questo elemento è come se risaltasse. È come se questo regolamento puntasse molto su questo strumento, cioè la garanzia, quindi ad un ricorso presso le corti che siano ovviamente indipendenti e imparziali, perché altrimenti il rinvio pregiudiziale non può essere tale. E andando quindi a prendere il concetto della rule of law, possiamo avere che l'identità europea sia molto connessa a questa tipologia, a questa definizione, e declinata in questo senso. Ora io non mi dilungo sul problema dell'identità europea, che dovremmo aprire una giornata ulteriore, però ricordo sempre che la rule of law, anzitutto linguisticamente parlando, ha una origine e sviluppo preciso sia nel Regno Unito, ma le declinazioni sono molteplici e, come ho già detto, abbiamo sia le declinazioni formali, quindi certezza del diritto, ma anche sostanziali. Okay? E diciamo che la Commissione ha tentato, anche diciamo orgogliosamente, nei rule of law, nei report, di tirar su diciamo, una definizione che possa includere tutte le dimensioni possibili, mettiamola così. Ora però vengono i problemi e sono relativi proprio al regolamento, e io evidenzierei che nel corso diciamo, nel lawmaking riguardante il regolamento abbiamo registrato un enorme dissenso delle istituzioni dell'Unione, e questo è indubbio, perché se il prodotto è un prodotto problematico, ossia un regolamento, quindi un'efficacia normativa ridotta, è evidente che questa efficacia normativa ridotta abbia subito
diciamo, dei colpi derivanti soprattutto dagli organismi più, diciamo, politici e rappresentativi degli Stati membri. Difatti, se noi andiamo a vedere, come è già stato detto, la proposta della Commissione del 2018 si trattava di evidenziare la carenza generalizzata e quindi il parametro era sì la rule of law, ma la sua carenza generalizzata, non il suo poi collegamento che deve essere ora diretto con il bilancio. E questo è un primo punto. In secondo luogo, nella contrattazione legislativa io penso che la Commissione fosse abbastanza conscia che quando la palla sarebbe passata al Consiglio, il Consiglio avrebbe, quindi organo colegislativo, avrebbe in qualche modo incrinato diciamo, i desideri e le aspirazioni della Commissione. E il servizio giuridico, come è noto, del Consiglio ha detto che questo strumento si sovrappone all'articolo 7, che però ha tutto un altro decisore, diciamo così. E ovviamente nella logica della Commissione ciò non avrebbe mai e poi mai impedito che si sarebbero aggiunti ulteriori strumenti alla protezione del rule of law. Però il dato di fatto è che il Consiglio aveva già menomato, tramite il suo servizio giuridico, gli intenti della Commissione. Gli intenti che erano comunque evidenti, e forse non poteva fare altro, anche alla luce della base giuridica dell'articolo 322 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che in vero praticamente consacra rule of law e bilancio e interessi finanziari. Cioè una connessione diretta e quindi è come se da quella definizione della rule of law io volessi far risaltare solamente alcune connessioni per la sua effettività. Successivamente abbiamo avuto, come è noto, le conclusioni del Consiglio europeo dell'estate 2020 e del dicembre 2020 e che ha impresso una inequivocabile, diciamo, direzione alla normativa, perché come sappiamo il Consiglio europeo non ha potestà legislativa, però con le conclusioni ha influito tantissimo e io ricorderei che il primo ministro polacco è riuscito ad affermare, a sostenere che le conclusioni sono sostanzialmente le norme interposte tra trattati e normativa derivata. Quindi, di nuovo, io ho parlato dei signori dei trattati all'inizio perché è evidente che la concezione, pro domo loro ovviamente, fosse quella. E di qui abbiamo una timida reazione del Parlamento europeo che è stata quella di accogliere positivamente la proposta della Commissione, nonché quella di ricordare anche alla Commissione stessa nell'ottobre 2020 in una risoluzione che la rule of law non è soltanto rule of law e quindi in stretta connessione con diciamo, la certezza del diritto eccetera eccetera, bensì bisogna anche considerare i diritti, che vuol dire ad esempio il diritto di associazione, nonché la vulnerabilità di soggetti fragili e delle minoranze. E questo è molto interessante perché poi la Commissione ha continuato ad andare per la propria strada. E dunque a seguire poi abbiamo avuto la decorrenza del regolamento che è dal 1 gennaio 2021, però di fatto nonostante la Commissione avesse tutti gli elementi per intervenire ha dovuto attendere non solo lo strategic litigation della Polonia e dell'Ungheria, ossia prendere tempo, sapere che quel ricorso per annullamento non avrebbe avuto successo, però prendendo tempo e quindi avendo tempo per contrattare avrebbero poi raggiunto delle soluzioni a loro favorevoli. Quindi in questo senso può essere considerata una grande vittoria, quindi questo ricorso per annullamento che ha dato luogo alle sentenze della Corte. Andando direttamente all'applicazione del regolamento, dobbiamo premettere che le motivazioni extragiuridiche e quindi di natura geopolitica la fanno da padrone, è indubbio. Però possiamo anche capire che se la condizionalità, come dal regolamento di cui sto parlando, agisce in sussidiarietà, nonché le misure devono essere proporzionali, io non vorrei capire per quale motivo la Commissione il 18 dicembre 2022 voleva bloccare il 65% dei fondi e poi il 55%. E noi dovremmo quindi capire dove sta la proporzionalità della misura dopo tutte le sentenze della Corte di Giustizia, i ricorsi per infrazione. A proposito di ricorsi per infrazione abbiamo quello in atto contro la Polonia, è recentissimo, credo a metà febbraio, fine febbraio, e poi abbiamo anche la Corte di Giustizia e gli invii pregiudiziali.
perché io ho segnalato 2 casi, sono 4, sono 4 in 2 riuniti, in cui si ritorna sul problema del giudiziario in Polonia. Come sapete il recovery polacco è stato approvato, i fondi sono stati sbloccati, però abbiamo questi 2 ricorsi pendenti. Ora il problema è uno: i ricorsi in teoria sono precedenti alla riforma, diciamo, mascherata della Polonia riguardante l'indipendenza del sistema giudiziario e della Camera disciplinare, che è stata istituita ormai nel 2019, una cosa del genere. Ora la Corte di Giustizia si dovrà esprimere, e nel mentre, quindi anche sostanzialmente le riforme che sono state poste in atto. E staremo a vedere, perché le conclusioni sono di 2 o 3 settimane fa dell'Avvocato Generale Collins, in cui comunque consiglia di nuovo di bollare e giudicare negativamente quindi le riforme polacche, proprio per chiudere. E quindi l'ultima riflessione che vi pongo è, io rileggendo un articolo di Luciani, professor Luciani sull'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, ho trovato delle affermazioni veramente illuminanti riguardo la capacità integrativa di questo atto, perché ora magari non è il momento, però il problema è capire la capacità integrativa non dell'atto come fonte, quindi a livello di fonte, ma proprio, diciamo, come atto in sé. E poi affermava anche, e questo in continuità con ciò che è stato affermato dalla professoressa Baraggia, che c'è una zona grigia che è coperta alla fine dal soft law e annessi e connessi. E lui riportava nel 2005, quindi in fasi non proprio buone per lo stato dell'integrazione europea, che sono dei strumenti, diciamo, di prescrizione imperfetti, ok? Ma sono indispensabili per fornire diciamo, un quadro dello stato dell'integrazione. Ora, effettivamente il regolamento ci offre uno spaccato dell'integrazione europea e quindi io mi domando quale possa essere la sua capacità integrativa, visto che comunque i signori dei trattati sono sempre lì a indirizzarne l'interpretazione. Grazie mille. Molte grazie, non da ultimo per il cartesiano rispetto dei tempi, che è sempre stata una tradizione del diritto pubblico comparato all'Università di Udine e che ci tengo a mantenere. E la professoressa Baraggia, che hai chiamato in campo più di una volta, avrà modo di tornare come discussant anche sulla tua relazione, così come su quella del dottor Maffei dell'Università degli Studi di Bari, che ruotando attorno sempre al regolamento del 2020 relativo alla condizionalità ci parlerà di tutela del bilancio e difesa della rule of law, un'endiadi funzionalmente protesa alla progressiva affermazione della statualità integrata nell'Unione Europea. Hai scritto tanto nel titolo, sarai sintetico nell'intervento. Sì, allora grazie innanzitutto a chi ha pensato e organizzato questo evento, quindi in particolare la professoressa Montanari, la professoressa Cozzi e il professor Crisostomo. E allora il mio intervento si pone sicuramente in linea di continuità con quanto affermato dal dottor Dirri e, come dire, cerco di vedere il buono, se vogliamo, in questo regolamento, o quantomeno inserire il legame che tale regolamento costruisce tra la tutela dello Stato di diritto e la tutela del bilancio, come dire, all'interno del processo di integrazione europea, oppure di una più avveniristica costruzione di una, o meglio, identificazione dell'Unione Europea come un ente statuale, appunto, frutto dell'integrazione medesima. E allora, quando si è appunto descritto un po' il regolamento condizionalità, si è fatto riferimento a una sorta di appunto, funzionalizzazione della tutela del bilancio, della tutela dello Stato di diritto, alla appunto sana gestione finanziaria e alla tutela del bilancio dell'Unione. Quindi facendo riferimento, se vogliamo, a una scelta legislativa volta a proteggere il bilancio dell'Unione dai pregiudizi derivanti appunto per quest'ultimo in modo sufficientemente diretto da appunto violazioni del principio dello Stato di diritto, e quindi non una scelta tesa a, come dire, sanzionare tali violazioni in quanto tali. E allora, per però, diciamo, comprendere come la condizionalità prevista all'interno del regolamento, appunto letta da taluni come un'occasione persa per la tutela dello Stato di diritto, possa, secondo me, costituire, almeno potenzialmente, un ulteriore tassello, se vogliamo, per la costruzione dell'edificio costituzionale europeo,
bisogna secondo me guardare anche un po' al dato politico-istituzionale, io l'ho definito anche empirico-congiunturale. Noi sappiamo che il regolamento va inquadrato cronologicamente all'interno di quei convulsi momenti che hanno portato all'adozione di misure importantissime, quali appunto l'approvazione del quadro finanziario pluriennale, nonché integrato dal Next Generation EU, nonché l'approvazione della decisione sulle risorse proprie. Allora sappiamo come il momento appunto congiunturale abbia consentito sia all'Ungheria che alla Polonia di, come dire, ottenere una certa limitazione della portata appunto del regolamento stesso, sia appunto in una dimensione appunto applicativa che proprio di efficacia temporale, ne parlava proprio prima Adriano. Ecco. E allora, se sulla base di quanto appena richiamato possiamo dire che il momento, il dato contestuale non offre, se vogliamo, spunti confortanti, tra virgolette, giungono in soccorso, secondo me, le due sentenze quasi gemelle, appunto, già citate in precedenza. Sono molto, come dire, impegnative e lunghe, però a me quello che interessa, diciamo, sottolineare è l'iter argomentativo utilizzato dai giudici in merito all'individuazione della base giuridica del regolamento, perché la Corte qualifica il meccanismo previsto appunto dal regolamento come una regola finanziaria ai sensi dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera del TFUE. Solo che annovera questo meccanismo appunto tra gli strumenti legittimamente idonei a contribuire alla promozione dello Stato di diritto, affermando come la legittimità di una condizionalità non diretta ma comunque collegata alla tutela dello Stato di diritto discenda appunto per un verso dalla circostanza che vede l'Unione fondarsi su determinati valori comuni, il cui rispetto costituisce una condizio sine qua non appunto del godimento di tutti i diritti derivanti dai trattati, e per l'altro verso però dalla configurabilità del rispetto appunto dei principi dello Stato di diritto come un obbligo di risultato che gli Stati membri appunto devono perseguire. E allora sulla base di ciò la Corte individua il collegamento appunto tra la difesa dello Stato di diritto e la tutela del bilancio nel principio di solidarietà. Tale principio, afferma la Corte, previsto all'articolo 2 e la cui realizzazione è affidata allo strumento del bilancio, si basa appunto sulla fiducia reciproca appunto degli Stati membri, tra gli Stati membri, relativamente a un uso responsabile delle risorse comuni iscritte nel bilancio stesso. Una fiducia a sua volta fondata, prosegue la Corte, nel rispetto del diritto dell'Unione e dei valori ex articolo 2, tra cui figura, guarda caso, appunto lo Stato di diritto. E allora, quanto affermato appunto dalla Corte, e se vogliamo anche confermato dalle linee guida della Commissione europea, come dire, rende a mio parere come dire, quella funzionalizzazione di cui ho parlato prima, no? Della tutela dello Stato di diritto alla tutela del bilancio, come dire, secondo me densa di significato costituzionale, alla luce in particolare dell'importanza che come dire, gli interessi finanziari dell'Unione hanno come dire, ricoperto e oggi ancora ricoprono all'interno dell'architrave appunto costituzionale europeo, in virtù delle risposte messe in campo dall'Unione per far fronte alla crisi pandemica, quindi sanitaria, e poi conseguentemente economico-sociale da essa derivante. Perché secondo me il principio, secondo me, diciamo, lo sanno tutti, diciamo che il principio solidaristico ha rappresentato il paradigma dell'intero impianto normativo previsto dal programma Next Generation EU, trovando una declinazione, diciamo, interstatale, con ciò facendo riferimento alla mutualizzazione del debito, di cui si è tanto parlato, e poi anche a livello interordinamentale o interistituzionale, quindi appunto tra livelli di governo, con ciò facendo riferimento chiaramente all'erogazione di appunto fondi da parte della Commissione in tranche, sulla base della coerenza di appunto milestones, targets and timetables previsti nei singoli recovery plans, con appunto i pilastri invece fissati nel Recovery and Resilience Facility, no? Che è il principale strumento operativo del Next Generation EU. E allora, in relazione a un Next Generation EU, appunto, che sebbene definito appunto di portata temporanea, uno strumento appunto eccezionale, eccetera, però, come dire,
secondo me si presta anche a una lettura un po' più ampia di sistema, e quindi possiamo vedere come in entrata si sia realizzata comunque, si possa constatare, no, la presenza di un debito comune, non neutro appunto perché collegato al bilancio dell'Unione, e in uscita comunque anche l'espressione di una definizione di un indirizzo, se vogliamo anche politico-finanziario dell'Unione, che si nutre, se vogliamo, tramite appunto l'adozione dei singoli PNRR, anche, come dire, dell'intervento e dell'indirizzo politico dei singoli Stati. E allora, per ciò che risulta utile richiamare, per meglio appunto chiarire il ruolo appunto costituzionale, che ho definito del regolamento condizionalità, e più in generale anche del legame tra tutela del bilancio e difesa del rule of law, è sicuramente il legame genetico, che abbiamo prima richiamato, tra il regolamento condizionalità e l'approvazione del Next Generation EU, ma dall'altro, e forse anche in maniera più decisiva, il legame dialogico che c'è tra appunto il regolamento condizionalità e un altro regolamento che ho già citato prima, appunto il Recovery and Resilience Facility, perché questi due regolamenti dialogano, come dire, sia a livello testuale, se facciamo riferimento all'articolo 8 dell'appunto regolamento appunto Recovery and Resilience Facility, ma non solo, anche in riferimento negli articoli 19, paragrafo 3, lettera J, nonché 22. Quindi c'è un legame testuale, come dire, tra i due regolamenti. Però al di là appunto del dato testuale, se si guardano anche alle vicende appunto ultime che hanno riguardato appunto l'approvazione dei recovery plan ungherese e appunto polacco, ad oggi da un lato possiamo dire che l'erogazione proprio concreta dei fondi del piano polacco siano tuttora bloccati per ragioni legate allo Stato di diritto, quindi la fattuale erogazione non c'è ancora stata per motivi legati appunto in particolare al potere giudiziario. Però io mi sono anche guardato la decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del recovery plan ungherese. Al suo interno, se guardiamo il considerando 55 e 56, c'è proprio l'espresso riferimento sia, come dire, si fa salva l'applicazione del regolamento condizionalità anche ai fondi appunto del Next Generation EU, e dall'altro lato, come dire, si fa riferimento al fatto che, come dire, vengono subordinati l'erogazione di questi fondi anche al raggiungimento di alcuni degli obiettivi che l'Ungheria si è proposta di raggiungere nell'ambito della procedura ex regolamento condizionalità. Quindi questo legame secondo me emerge e può, come dire, avere una forza propulsiva importante. Certo, il limite grande che ha, che intravedo sono due. Allora, il Next Generation EU è appunto un programma temporaneo, quindi è necessario che si consolidi l'impianto solidaristico, e allora se appunto bilancio diventa sinonimo di solidarietà, allora certo il Next Generation EU può essere l'inizio di una nuova era, tra virgolette, no? Per l'Unione Europea. È come dire, io chiudo così con un'immagine, è come se il regolamento condizionalità, che ha il limite che dura, la sua applicabilità è limitata ai fondi del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e ai fondi del Next Generation EU, quindi anche esso necessita di un consolidamento. Però allora questo regolamento condizionalità può fare da volano, da olio, no? Come un ingranaggio, affinché il bilancio dell'Unione, che sia un bilancio però votato alla solidarietà, ecco che allora io vedo, come dire, delle prospettive di una certa appunto costituzionalizzazione dell'Unione, oliata, tra virgolette, da un regolamento condizionalità che, come dire, si autopotenzia, cioè nasce limitato, perché è salutato come una sconfitta per l'autorità dello Stato di diritto, secondo me può avere la potenzialità di essere invece vero foriero dell'integrazione europea. Vi ringrazio. Devo dire che i vostri interventi non stanno affatto deludendo le mie aspettative, immagino nemmeno quelle della professoressa Montanari e della professoressa Cozzi. E io, a costo di attirarmi qualche antipatia, dico che secondo me la limitazione finanziaria del regolamento di condizionalità era in qualche modo insita nella sua base, l'articolo 322, che è un articolo votato ai temi finanziari, ma che d'altro canto, ed è emerso molto bene nel finale della tua relazione, ritengo bisogna evitare una
banalizzazione del tema finanziario, perché il tema finanziario è un tema innervato di costituzionalità, in quanto legato da un lato al rapporto d'imposta e quindi al tema della rappresentanza e dall'altro al tema della spesa, e diventa la sostanza dei diritti sociali e la sostanza delle politiche pubbliche. Quindi dire che c'è una condizionalità finanziaria, secondo me, forse anche più, non è tutto... può essere addirittura più forte, no? Forse non più forte, dico non è tutto ma non è poco. Esatto. Detto questo vi ringrazio, ora facciamo il cambio di tavolo. Benvenuti anche a voi. Ecco, diciamo, come i primi due interventi hanno toccato il tema della condizionalità nell'allargamento, i secondi interventi hanno toccato il tema della condizionalità all'interno del regolamento, adesso ci avviciniamo senz'altro ad un altro dei grandi temi del momento, cioè il Next Generation EU e il PNRR. Volendo darvi una mappa per l'ascolto, specialmente agli studenti che si vedono coinvolti in tanti argomenti di modo quasi travolgente, no? Le prime due relazioni del dottor Musso e del dottor Santini ruoteranno un po' più attorno al tema, se vogliamo, della forma di governo, quindi il ruolo degli organi costituzionali, l'indirizzo politico. E i secondi due interventi della dottoressa Valedi e del dottor Vincetti andranno a vedere l'impatto dei piani forse su alcune politiche materiali. Bene, ecco, senza ulteriore ritardo, lascio allora la parola al dottor Musso dell'Università di Roma Tor Vergata, il quale ci parlerà di governance economica europea e asimmetrie fra parlamenti, il ruolo della condizionalità. Ringrazio innanzitutto il DISG e la Scuola di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo per aver organizzato questa interessantissima occasione di incontro e di dibattito. Il presente contributo intende affrontare, nel breve tempo che ho a disposizione, il tema degli effetti delle regole della governance economica europea sui parlamenti nazionali. Si analizzeranno i casi spagnolo, greco e tedesco e, come si vedrà, la condizionalità macroeconomica gioca un ruolo fondamentale, alternativamente come elemento di garanzia dei poteri delle assemblee oppure come strumento di affievolimento ed eterodeterminazione delle decisioni di finanza pubblica. Prima di scendere nell'analisi comparatistica è utile rammentare che è con la nuova governance economica europea, che è datata post-crisi del 2009, che si salda un legame che prima era più debole fra i parametri macroeconomici e le riforme strutturali, cioè l'eterodeterminazione della legge di bilancio si sposta oltre l'ampiezza del deficit e va a toccare scelte di politica economica e sociale, attraverso lo strumento della condizionalità. Il suo avvento ha riguardato tutti i paesi dell'Unione Europea, ma le implicazioni più significative hanno riguardato quei paesi che hanno perso la sovranità di bilancio in seguito all'accesso a strumenti per la stabilità finanziaria come l'EFSF o il MES, perché hanno dovuto sottoscrivere programmi contenenti misure di aggiustamento strutturale che, in ottemperanza al principio di stretta condizionalità, contenuto nel riformato articolo 136 del TFUE, hanno implicato un potenziamento rispetto alle country specific recommendation. Di fronte a questo scenario, che ho potuto delineare soltanto nei suoi tratti essenziali, mi soffermerò su quali sono state le risposte degli ordinamenti nazionali di fronte allo spostamento di livello della decisione di bilancio. L'analisi si concentrerà su 3 paesi appartenenti all'area dell'euro, però questi paesi sono caratterizzati da posizioni finanziarie differenziate. La Germania, promotore della politica di bilancio sana, secondo la dottrina ordoliberale, nonché paese creditore in quanto è partecipante con la quota di maggioranza relativa nel MES. La Grecia, al contrario, paese destinatario di programmi di assistenza finanziaria, e la Spagna, paese esposto nel 2012 a una forte crisi bancaria con conseguente accesso al MES. Quanto al caso greco, è noto che i memorandum of understanding fra lo Stato, la Commissione europea
e il Fondo Monetario Internazionale hanno condizionato la forma di governo, spostando l'asse decisionale sull'esecutivo, diventando esso stesso de facto as the ultimate decision maker during the crisis years in Greece, come ha notato uno studioso greco, attraverso strumenti emergenziali che si sono però tramutati in regola. Si può prendere come esempio l'approvazione dei 3 memoranda, che è avvenuta con lo strumento degli atti amministrativi con contenuto legislativo. La Costituzione greca prevede che entro 3 mesi debba intervenire la ratifica parlamentare, ma in questi casi essa era nei fatti dovuta, perché il Parlamento era vincolato a fronte degli impegni che l'esecutivo aveva già preso con i creditori internazionali e quindi si è trovato obbligato a dar ricorso. Oltre a ciò, l'approvazione è avvenuta attraverso una procedura parlamentare d'urgenza che è avvenuta in un sol giorno di discussione. Peraltro sia la maggioranza parlamentare che il Governo e il Consiglio di Stato hanno adottato un'interpretazione restrittiva dei poteri del Parlamento, non considerando i memorandum come atti di diritto internazionale. Invece, per quanto riguarda la vicenda spagnola, essa presenta tratti in comune con quella greca, pur nelle differenze dovute alla minore entità e durata dell'operazione di salvataggio. Appare utile concentrarsi oggi sul procedimento di approvazione della riforma costituzionale dell'articolo 135, che ha introdotto il principio della estabilità presupuestaria, cioè la stabilità di bilancio. Per un profilo, la modifica ha costituzionalizzato i meccanismi intergovernativi creati dalla governance europea, riconoscendo quindi quello che prima era soltanto in fatto un potere maggiore che aveva acquisito il governo nelle decisioni di bilancio, e dall'altro la riforma interviene sul regime degli emendamenti cosiddetti di spesa, stabilendo all'articolo 135 che i crediti volti a ripagare il capitale e gli interessi del debito non podrán ser objeto de enmienda o modificación, e lo stesso articolo assicura che su pago gozará de prioridad absoluta. Il risultato della riforma è stato quindi blindare il privilegio dei creditori pubblici da possibili interventi parlamentari di modifica. Diverso invece è l'esito in Germania. Nello scenario di crisi dei debiti sovrani, lo strumento della condizionalità assurge a garanzia della prosecuzione del cammino comunitario di Berlino, volendo mutuare un'espressione che aveva utilizzato Paolo Barile, e, tratto più rilevante per la nostra indagine, implica il rafforzamento dei poteri di bilancio del Bundestag. Il rafforzamento è stato voluto sicuramente dal Parlamento, ma è stato confermato dal Bundesverfassungsgericht, la Corte Costituzionale tedesca, che ha radicato nel diritto individuale alla democrazia la difesa dei poteri di determinazione del bilancio nei confronti dei programmi di assistenza finanziaria. Fra i molti esempi, si segnala che ultimamente il Bundesverfassungsgericht ha riconosciuto la tardività della comunicazione governativa dovuta per legge alla Commissione Bilancio in merito ai negoziati per la concessione del terzo pacchetto di aiuti alla Grecia nella calda estate del 2015, dopo che l'esecutivo aveva già comunicato all'Eurogruppo la posizione tedesca, impedendo così ai parlamentari di poter influenzare la decisione. La contrapposizione, dunque, fra i due gruppi di paesi non potrebbe essere più netta, però forse è implicita nel fatto che la sorveglianza da parte del Bundestag nella gestione dei fondi del MES implica anche il controllo sul rispetto della condizionalità. Lo Stato destinatario di programmi di assistenza finanziaria non può giungere a controllare se stesso se non nel senso di aderire alle richieste di riforme strutturali presenti nei memoranda, in modo da terminare il prima possibile il commissariamento. Quindi è già con l'accettazione del programma di salvataggio che lo Stato abdica alla propria sovranità di bilancio e la potrà riacquistare nei termini parziali di cui si è detto all'inizio al termine del programma di assistenza. E dunque la condizionalità macroeconomica, in questo preciso scenario, diventa mezzo generatore di asimmetrie fra parlamenti, cioè fra quelli dei paesi sottoposti ad assistenza finanziaria e fra quelli che invece sono creditori. Insomma, nella governance economica che si è creata nell'arena europea è la posizione finanziaria dello Stato che determina la maggiore o minore possibilità di garantire un'adeguata partecipazione delle assemblee rappresentative alle decisioni di finanza pubblica. Andando verso la conclusione, cosa è cambiato dal 2020 con la crisi pandemica e gli strumenti che
sono stati adottati per farvi fronte? Innanzitutto, ora si sta vivendo una fase di deroghe alle ordinarie regole economiche, in quanto è stato attivato la General Escape Clause e quindi si è sospeso il patto di stabilità. Le nuove norme tese a ristrutturare le regole di finanza pubblica dello spazio europeo sono ancora in discussione. In questo intermezzo, però, si inserisce, come anche detto precedentemente, il Next Generation EU. Si tratta sicuramente di un programma innovativo di spesa perché introduce obiettivi politici ulteriori rispetto alla stabilità finanziaria, quali la transizione ecologica e la digitalizzazione. Lo sottolinea fra i tanti Andrea Vernata. Si agisce anche sul pilastro delle risorse proprie dell'Unione, con un'emissione di titoli di debito comune targato UE. È sicuramente vero che ci sono importanti discontinuità, ma permangono anche linee di continuità con la governance del decennio precedente, a partire dal ruolo delle condizionalità macroeconomiche che rilevano ex ante nella definizione dei PNRR dei singoli paesi, che devono essere modellati sulla base delle country specific recommendation degli anni precedenti alla disattivazione del patto di stabilità, sia ex post con poteri in capo alla Commissione che svolge un ruolo capillare di controllo sullo stato di attuazione del PNRR e non soltanto in merito al conseguimento dei target e milestones che sono stati definiti fra Stato e Unione Europea all'interno del piano, ma si allarga alle indicazioni macroeconomiche contenute all'interno del semestre europeo e dunque a quelle condizionalità macroeconomiche di cui si trattava prima. Grazie. Contemporaneamente il braccio correttivo si arricchisce dello strumento della sospensione dei fondi del Next Generation EU. Quindi sembrano abbastanza condivisibili le considerazioni dottrinali sul persistere di una funzione punitiva della condizionalità. Si vedrà come si evolverà lo scenario nei prossimi mesi. In conclusione, la condizionalità macroeconomica ha un doppio volto. Da un lato è garanzia dei poteri dell'Assemblea e dei Paesi creditori, dall'altro è vincolo inaggirabile per i Paesi sottoposti a programma di salvataggio. Molte grazie al dottor Musso, su cui non dico nulla, non perché non sia stata interessante, ma perché poi sono discussante e non voglio mangiarmi il mio intervento. Mi limito a commentare che è molto bello vedere che stanno già cominciando a uscire tante prospettive, non tutte coincidenti, e direi che è il bello di questi momenti, discutere, vedere le idee che viaggiano, che girano, ed è anche a maggior ragione un momento formativo per gli studenti che colgono questa dimensione dialettica del diritto, vedere veramente tante interpretazioni, tante opinioni. E quindi la parola, senza ulteriore ritardo, al dottor Santini della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che ci parlerà di condizionalità europea e normatività dell'indirizzo politico. Grazie. Ringrazio gli organizzatori, ringrazio i colleghi con cui mi sono confrontato tra ieri e oggi su questi temi così attuali e interessanti, ringrazio anche gli studenti che sono qui, che hanno un po' la pazienza di ascoltarci. Nel mio intervento vorrei provare a inquadrare il tema della condizionalità europea alla luce della concezione normativa dell'indirizzo politico, che poi è una categoria che mi fa piacere sia emersa così spesso in questo convegno. Dunque ciò presuppone un chiarimento su quale declinazione di indirizzo politico prenderò in considerazione, e mi scuso se a tale scopo dovrei essere un po' didascalico. Oltre ad altre forme di indirizzo politico, infatti, si possono, diciamo così, enucleare due punti di partenza per inquadrare una concezione forte dell'indirizzo. Il primo è quello di tipo cosiddetto funzionale, che risale per primo alla ricostruzione di Mortati del 1931, per cui l'indirizzo politico sarebbe la riconduzione ad unità dell'azione dei poteri che il liberalismo classico tende a separare, e quindi nella sua configurazione rigorosa presupporrebbe l'esistenza di un organo supremo che appunto abbia questo scopo di riconduzione ad unità e che nella democrazia pluralista oggi non c'è e probabilmente non può esistere. Mentre mi sembra più attuale e ancora applicabile la visione normativa, il cui primo, diciamo così, autore è Vezio Crisafulli nell'intervento del 1939, per cui l'indirizzo politico sarebbe un'attività tecnico-politica che è volta a determinare liberamente
fini dell'azione di governo che accedono alla sfera del giuridico quando vengono trasposti in norme, il che non sempre, anzi raramente, spetta alla figura, diciamo, istituzionale che ha elaborato questi indirizzi. Per cui troviamo un meccanismo insito nella dimensione costituzionale dello Stato moderno che dà effettività alla dimensione allocativa, cioè fatta di scelte discrezionali del costituzionalismo, e che si affianca alla garanzia dei diritti e alla separazione dei poteri. E qui riprendo una tesi di Mario Dogliani. Che cosa garantisce la funzionalità di questo meccanismo? Nel sistema classico, nel sistema monista basato sulla primazia dello Stato, esiste o dovrebbe esistere una tensione alla legittimazione reciproca fra le diverse istituzioni, per cui il regime politico, così lo chiama Crisafulli, giustifica se stesso mostrandosi in grado di realizzare programmi politici complessi, e questo appunto in questo risiede la legittimazione reciproca tra le istituzioni. Nel contesto multilivello, che è quello in cui insomma ci muoviamo attualmente, la propensione, diciamo così, a elaborare l'indirizzo invece è condivisa da più soggetti diciamo dislocati sui vari livelli, e in questo abbiamo da un primo punto di vista dinamiche che inevitabilmente finiscono per essere o poter essere molto probabilmente conflittuali. Finisce per indebolirsi molto il criterio reciproco di riconoscimento per dare forma al regime, perché ognuno rivendica una sua individualità, e c'è bisogno di collaborazione tra i livelli, fra virgolette, federali. Questo per due motivi. Il primo è la complessità del processo decisionale, che sempre tende al coinvolgimento di questi livelli, e il secondo è la rigidità del sistema di competenze, per cui tipicamente, diciamo così, un determinato livello non ha una competenza generale e quindi deve appoggiarsi agli altri. Nel tipo di multilivello euro-unitario, in qualche modo, sta emergendo in modo abbastanza interessante un attore di indirizzo politico che cerca di abbandonare il suo ruolo tradizionale di garante del diritto europeo e basta, che è la Commissione. La Commissione che appunto per affermare il suo indirizzo politico ha bisogno di uno strumento diverso dalla semplice tensione alla legittimazione del sistema, e questo strumento sembra, a me sembra che sia stato identificato in qualche modo dalla Commissione stessa nella condizionalità. Condizionalità che però è uno strumento a un tempo debole, per i motivi che vedremo tra un attimo, e anche molto rivelatore, molto capace di dare degli spunti per comprendere la natura della forma di Stato europea, e qui, se mi è consentito fare uso di questa categoria di forma di Stato europea senza approfondire, dato il poco tempo a disposizione. E a questo proposito può essere enucleato e esaminato come significativo case study Next Generation. Next Generation è il frutto, diciamo, più avanzato forse dello sforzo che la Commissione europea, diciamo sotto la presidenza di Ursula von der Leyen in particolare, quindi dal 2019 ad oggi, ha intrapreso per ridefinire alcuni caratteri fondamentali dell'Unione, particolarmente in materia ambientale, che è l'European Green Deal, e in materia di tecnologie digitali. Shaping Europe's Digital Future sono i due, diciamo, macro piani di indirizzo politico. Questi piani, per trovare compimento, eccedono naturalmente rispetto all'ambito che ha la portata del diritto europeo in quanto tale, quindi anche se la Commissione riuscisse poi a sollecitare, diciamo così, interventi normativi a livello unitario, avrebbe bisogno di appoggiarsi comunque sulla collaborazione degli Stati. E lo strumento probabilmente per dare effettività piena a questi due, diciamo, movimenti di indirizzo politico diventa un po' occasionalmente, perché poi c'è la pandemia di mezzo, Next Generation. Il regolamento, diciamo, su Next Generation offre alla Commissione la possibilità di subordinare gli interventi di tipo più o meno erogativo alla verifica del raggiungimento di determinati obiettivi che sono coerenti con il piano di indirizzo politico Next Generation, come nel quadro si è detto, di un vero e proprio business plan fatto di milestone e target. Adesso, diciamo così, in qualche modo abbiamo che diciamo, nell'adesione al piano e nell'elaborazione dei PNRR nazionali si compromette in qualche modo per, diciamo, temperare all'indirizzo politico della Commissione la capacità di elaborare liberamente un indirizzo politico nazionale almeno per il periodo di tempo in cui Next Generation dura.
E questo anche in ambiti che sono sottratti alla competenza eurounitaria, ma che sono ricondotti nell'ambito del piano in virtù del loro carattere strategico rispetto agli obiettivi di crescita, innovazione e sostenibilità, e un esempio è l'ordinamento giudiziario interno di cui tanto si è parlato e di cui si riparlerà. A questo si collega in modo, secondo me, del tutto coerente a questa condizionalità economica, diciamo, del business plan, se mi è lecito, quella condizionalità assiologica di cui, diciamo così, si tratta nel regolamento 2092 del 2020 e su cui, diciamo, sarò ellittico in modo completo. Ora resta da interrogarsi se in questo sistema la condizionalità rappresenti uno strumento, diciamo così, utile e sufficiente a garantire l'effettività dell'indirizzo politico. E la mia risposta non è del tutto positiva. Bisogna distinguere, infatti, tra due tipi di paesi, secondo me. Esistono i paesi a maggior grado di integrazione, in cui l'evoluzione storica fatta di fatti normativi ha ridefinito profondamente la Costituzione materiale, al punto che l'adesione agli indirizzi espressi da livello eurounitario non rappresenta più in linea di principio un punto controvertibile e la dialettica interna può semmai vertere su quale sia la forza politica più titolata a portare a compimento questa attuazione o più semplicemente sullo sforzo per non rimanere del tutto estromessi dalla gestione di questa attuazione. E sembra utile, almeno a me, una categoria che era stata elaborata dalla scienza politica, quella del member state, mi riferisco al libro di Christopher Bickerton del 2013, per cui gli stati, diciamo, più integrati sarebbero ordinamenti in cui gli organi capaci di esprimere indirizzo politico e in particolar modo il governo accettano di autolimitarsi, in specie quanto alla possibilità di esercitare liberamente il potere normativo in base a un complesso regolatorio eteronomo che essi stessi hanno creato di concerto con gli altri stati e le altre istituzioni europee. Il livello di integrazione in questi contesti, e un caso può essere l'Italia ad esempio, è tale per cui vale probabilmente il vecchio paradigma crisafulliano della legittimazione reciproca, per cui la condizionalità si rivela in effetti uno strumento un po' inutile, perché la tensione, diciamo così, a legittimarsi in quanto capaci di mantenere la posizione dell'ordinamento all'interno del contesto europeo è sufficiente per garantire un ottimo grado di coordinamento. Viceversa, in altre esperienze, laddove è in gioco l'affermazione ancora, diciamo così, rivendicata di un modello di statualità più in qualche modo, diciamo così, conflittuale rispetto all'integrazione, mi riferisco specialmente all'Ungheria e alla Polonia, anche in termini, diciamo così, di analisi economica del diritto, la dimensione monetaria e anche sinallagmatica della condizionalità rappresenta un po' un prezzo politico che può anche valer la pena pagare per ribadire tale opzione, diciamo, di alterità rispetto all'indirizzo della Commissione. E da questo punto di vista si vede appunto che la condizionalità non ha impedito una trattativa, diciamo così, molto più complicata per l'elaborazione e l'approvazione dei PNRR nazionali in queste esperienze, trattativa che, diciamo così, è durata oltre un anno in più rispetto all'Italia o altri paesi consimili in Polonia, in Ungheria tra l'altro mancano ancora i passaggi finali, in cui ci sono delle condizionalità legate a, per esempio, lo Stato di diritto, di cui si è parlato, che sono, diciamo, politicamente molto sensibili e di cui poi in realtà non si sa l'esito, perché si dovrà attendere 18 mesi per poi avere in qualche modo la valutazione che è positiva, diciamo, sulla prima implementazione del piano. Quindi, veramente concludo, oggi la condizionalità sembra dimostrarsi particolarmente rivelatrice circa l'architettura istituzionale dell'Unione, dal momento che il suo studio ne ridimensiona in qualche modo l'idea di un sistema in cui l'indirizzo politico può essere garantito in modo omogeneo e come tale, diciamo, si tratta di una federazione imperfetta quantomeno. È una tensione, aggiungo, che altre esperienze hanno vissuto in passato, diciamo così, e che poi è stata razionalizzata col tempo e anche con vicende, diciamo, violente e spiacevoli. Mi riferisco al caso degli Stati Uniti, cui secondo me stiamo vivendo con 2 secoli di ritardo, diciamo, il processo di federazione. Però appunto questo secondo me rappresenta ciò che la condizionalità
è in grado di dirci sull'indirizzo politico, e in qualche modo l'aspirazione forse invece è che essa possa servire a stimolare non tanto un'adesione appunto così contrattuale fra virgolette, ma la ricerca costruttiva di un vero overlapping consensus nel multilivello, che poi sarebbe il punto di sintesi di una volontà politica nuova e capace, diciamo, di dare significato a un contesto di federazione democratica e pluralista. Grazie. Un altro intervento, devo dire, molto stimolante e molto puntuale. E quindi, senza ulteriori commenti, passo volentieri la parola alla dottoressa Valerio della Università di Roma La Sapienza, la quale ci parlerà del dialogo tra condizionalità ambientale, tutele costituzionali e libertà economiche nel contesto della crisi naturale e climatica. Grazie, rinnovo a mia volta i ringraziamenti all'Università di Udine per l'ottima ospitalità e agli organizzatori del convegno, nonché alla Scuola di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo per questa preziosa occasione di confronto. Il mio intervento si colloca in effetti sul solco tracciato dai precedenti relatori e in particolare su quello che è stato giustamente definito come il potenziale trasformativo della condizionalità e in relazione a quello che è il fenomeno oggetto di studio da parte dei cultori del diritto comparato della mutazione giuridica. Quindi i comparatisti sono molto attenti ad identificare le ragioni per cui il diritto muta e ad identificare anche la rispondenza di queste mutazioni alle istanze e agli interessi dominanti della società di riferimento, quindi della società a cui poi il diritto mutato si trova ad applicare. Una delle mutazioni che al giorno d'oggi è più impellente e più necessaria, di cui si parla molto spesso, è la mutazione nel senso della implementazione di regole giuridiche che consentano una migliore tutela dell'ambiente, delle risorse naturali e un migliore contrasto ai pericoli del cambiamento climatico. L'Unione Europea è da tempo molto attiva nell'implementazione di politiche in questo senso, ha iniziato negli anni 70 con dichiarazioni inizialmente solo programmatiche ed è poi arrivata negli ultimi tempi a impegni molto più puntuali e veramente molto più ambiziosi. Faccio alcuni riferimenti non tanto per elencare dati ma per comprendere quanto siano impegnative le direzioni che sono state intraprese. Il Green Deal europeo si prefigge l'obiettivo di raggiungere entro il 2050 la neutralità climatica, quindi la riduzione delle emissioni ad un livello tale per cui le sostanze climalteranti immesse dalle attività umane vengono compensate, vengono riassorbite attraverso modalità artificiali o naturali. E accanto a questo obiettivo del Green Deal europeo per il 2050, negli anni successivi sono stati implementati degli ulteriori strumenti di valore dichiarativo ma anche con valore vincolante. Faccio riferimento ad esempio al regolamento 1119 del 2021, nel quale si afferma che l'Unione e gli Stati membri si impegnano a raggiungere una riduzione per l'anno 2030 del 55% delle emissioni rispetto ai livelli attuali, una riduzione quindi che dovrebbe comportare una diminuzione della metà delle emissioni. Ebbene, siamo nel 2023, mancano 7 anni all'obiettivo del 2030. Questo obiettivo è stato non di meno ribadito lo scorso anno in occasione della COP27 tramite l'NDC, questa dichiarazione non vincolante presentata dall'Unione ai sensi dell'accordo di Parigi, e quella che sembra sempre più lontana invece è la limitazione delle libertà economiche, o comunque la ridefinizione della disciplina del mercato volta a garantire o comunque a sostenere il perseguimento di questi obiettivi. La mia riflessione quindi vuole esaminare, valutare se lo strumento della condizionalità nel campo appunto della tutela dell'ambiente, delle risorse naturali e della lotta al cambiamento climatico può avere la potenzialità che ha avuto, può avere quell'effetto trasformativo che ha avuto ad esempio nell'ambito della crisi del debito, quindi quell'effetto di
diciamo, di mutazione giuridica, di mutamento dell'architettura degli ordinamenti sotto molteplici punti di vista, soprattutto sotto il punto di vista dell'organizzazione del mercato, e può quindi avvicinarci agli obiettivi ambiziosi che la stessa Unione si è proposta di raggiungere. Il principale riferimento in questo ambito è senza dubbio il regolamento 241 del 2021. Nel regolamento viene ribadito l'impegno dell'Unione al perseguimento degli obiettivi in materia di ambiente, ne considerando 11, 23 e 32. Si ribadisce che alla transizione verde devono essere destinati fondi per un ammontare pari al 37% dei fondi ricevuti dai singoli Stati, e gli articoli 18, 19 e 24 istituiscono un'architettura che richiede di motivare adeguatamente le scelte di investimento dei singoli Stati membri con riferimento agli obiettivi indicati dall'Unione, indicati nel regolamento e poi negli atti che lo hanno accompagnato, in particolare l'allegato quarto sulla metodologia per il clima, le guidelines emesse dalla Commissione, poi anche tutti i rapporti di monitoraggio che sono stati emessi che sono stati pubblicati dalla Corte dei Conti. E tuttavia quello che si riscontra, a mio avviso, nell'ambito del regolamento 241 e diciamo, del ricorso alla condizionalità ambientale è quello che dicevamo prima a proposito di un'indicazione relativa più che altro ai vincoli di spesa, quindi un'indicazione che si ferma forse diciamo, ad una richiesta di destinazione dei fondi, quindi ad un orientamento degli investimenti, un orientamento che richiede senza dubbio delle spiegazioni approfondite, degli impegni degli Stati ad identificare le strategie più opportune, ma che comunque non va a spingere gli Stati a limitare le libertà del mercato, le libertà di iniziativa economica, che sono sicuramente diciamo, tra le libertà cardine della costruzione europea, ma anche delle costruzioni costituzionali dei singoli Stati membri, ma che in un certo senso devono cedere il passo agli obiettivi più impellenti e più sentiti forse in questo momento. Ebbene, vincoli di spesa sì, di attenta destinazione dei fondi nell'ambito del regolamento 241, ma come dicevamo appunto non è tutto ma non è poco, e perché sono vincoli di spesa che condizionano e coinvolgono le istituzioni di interi paesi e richiedono impegni anche a livello di preparazione dei piani, di organizzazione delle strutture, predisposizione del monitoraggio, quindi lo stiamo vedendo anche in questi giorni, l'impegno della organizzazione dei piani di ripresa non è un impegno da poco. E non di meno si tratta di richieste particolarmente incisive. Ai sensi dell'articolo 24 del regolamento 241 la Commissione ha il potere di sospendere l'erogazione dei fondi e di ridurre anche i fondi stanziati fino ad arrivare alla completa risoluzione degli accordi in caso di mancata ottemperanza, e si tratta di un potere che è affidato in questo caso alla sola Commissione, quindi non c'è una partecipazione, un ruolo altrettanto forte del Consiglio in questo caso, come c'è invece in altri casi in cui si è fatto ricorso alla condizionalità. E tuttavia, come ho cercato di sottolineare, manca un'indicazione di obiettivi definiti e manca una richiesta di disciplinare il mercato, quindi non si sollecita nell'ambito dell'organizzazione del mercato quel fenomeno di mutazione giuridica che era stato sollecitato in precedenza. Questo porta a due rilievi, a mio avviso. Sicuramente conferma la difficoltà a livello politico di trovare dei compromessi sul piano dell'organizzazione delle libertà economiche, e l'abbiamo visto recentemente con il problema del divieto del ricorso ai motori termici a partire dal 2035, un divieto che il nostro Paese non ha voluto sostenere. Lo vediamo comunque lo vediamo in diversi ambiti. Ciononostante, devo dire, alcuni piani di ripresa presentati dagli Stati membri presentano in effetti delle misure più coraggiose. La Spagna si impegna a vietare nel giro di una decina di anni il ricorso a carburanti di origine fossile. La Francia allo stesso modo si è impegnata ad una progressiva diminuzione, poi ad un divieto del ricorso alla plastica monouso, quindi diciamo una spinta in questo senso da parte dei singoli Stati membri c'è, e
e è espressione, a mio avviso, della necessità di un dialogo tra sicuramente la condizionalità, quindi gli orientamenti che vengono espressi a livello dell'Unione con riferimento alla destinazione dei fondi erogati e le spinte costituzionali, le spinte anche della partecipazione democratica. Ecco, proprio su queste due leve ritengo che sia necessario concentrarsi in questo momento, quindi sulla partecipazione democratica opportunamente sensibilizzata e anche tramite i canali non necessariamente istituzionali, quindi tramite le scelte di consumo, e sul costituzionalismo ambientale, quindi sul riconoscimento nell'ambito della giurisprudenza costituzionale, prima ancora che delle carte costituzionali come nel nostro caso, di un interesse degli Stati alla costruzione di una propria identità sostenibile, alla costruzione di una progressiva attenzione, sebbene con gli opportuni e diciamo inevitabili arresti che abbiamo registrato recentemente. Mi riferisco in particolare alla mancata riforma francese dell'articolo 1 della Costituzione, nel quale si voleva inserire il riferimento all'obbligo di intervenire nei confronti del cambiamento climatico. Sono tutte difficoltà che dimostrano quanto la costruzione giuridica come fenomeno umano sia un percorso accidentato, incompleto, ma che non di meno deve seguire un orientamento, un obiettivo che deve essere consapevole, ma sicuramente non neutrale, ostinato, ma chiaramente non violento, e che quindi deve fare riferimento a tutte le risorse possibili a livello giuridico e a livello politico che opportunamente si possono presentare, si possono riscontrare. Io mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione. Ecco, ci tengo a segnalare che la dottoressa Valerio si sta formando come privato comparatista e penso di interpretare il pensiero del coordinatore, il professor D'Ignazio, che è bello che la scuola di diritto pubblico comparato ed europeo diventi un momento anche di formazione al dialogo tra comparatisti in tutti gli ambiti in cui essere fertile, come il metodo, il rapporto tra capitale e il pubblico, e non ultimo come un bello scorcio su le politiche concrete, no? che passano attraverso i procedimenti, gli organi che noi studiamo. E il secondo punto, emerge tutta la natura controversa della condizionalità, no? Mi pare che emerga abbastanza evidentemente, no? Per alcuni è troppo, va oltre le competenze, per alcuni è troppo poco, dovrebbe essere più incisiva, e questo dà l'idea di quanto sia vivo, ecco, anche questo tema. Ma ecco, su questo intervento, così come sul seguente, tornerà, dato che ho un po' evocato anche i discussant, la professoressa Alessia Tavacozzi, che è discussant di questo e del prossimo intervento, che è l'intervento del dottor Silvio Roberto Vinceti dell'Università di Modena e Reggio Emilia, il quale ci parlerà dell'applicazione della condizionalità europea agli ordinamenti giudiziari, uno strumento efficace per la creazione di un modello unitario di magistratura? Allora, ovviamente grazie alla parola e mi unisco ai ringraziamenti già fatti dai colleghi, al professor D'Ignazio e alla scuola di DPCE per questa bellissima opportunità. Abbiamo anche avuto modo di ringraziare, davvero per un'iniziativa, una scuola che è molto importante per noi pubblico comparatisti e giovani pubblico comparatisti, e desidero ovviamente ringraziare tutta la scuola di Udine per l'accoglienza e il coordinamento dei lavori. Devo dire che partirei proprio da Udine per il mio intervento, nel senso che sento un po' di soggezione dal momento che proprio a Udine nel 2010 era stato fatto un convegno sul tema della integrazione dei sistemi europei, e verrebbe da chiedersi che cosa è successo in questi 13 anni. Come direbbe qualcuno che per chi non è vissuto sotto una pietra, il tema fondamentale è quello dei contrasti che si sono sviluppati in diversi paesi dell'Unione Europea tra i poteri del gubernaculum e la magistratura titolare della jurisdiction.
dove spesso il casus belli è stato rappresentato proprio da riforme degli ordinamenti giudiziari e le cause che possono spiegare questo tipo di tensioni, di perturbazioni nella separazione dei poteri, anche forse qualcosa di più, possono essere diverse. Non è questo il tema del mio intervento, però è chiaro che dall'affermazione di partiti politici che orgogliosamente rivendicano di porsi al di là della tradizione liberale può essere una prima causa, ma forse non esclude anche un'altra, che è il venire al pettine di una serie di nodi irrisolti nello Stato costituzionale di diritto relativamente alla posizione costituzionale, all'identità costituzionale della magistratura, e per scomodare una nozione che è stata portata più volte negli interventi precedenti, la sua relazione con la funzione di indirizzo politico, ancora più complicata nei sistemi multilivello, dove è depositaria anche appunto dell'applicazione di un indirizzo politico che non è quello statuale. Diciamo che queste controversie hanno avuto un primo affronto, una prima gestione a livello giurisprudenziale sanzionatorio, così chiamo il primo formante che pongo in comparazione in questo mio intervento. In altre parole, queste controversie in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario hanno portato a delle notissime questioni e procedimenti giurisdizionali. La base di questi procedimenti è tra l'altro in sé controversa, dal momento che, come sappiamo e come la Corte di Giustizia stessa ci tiene a ribadire nelle sue sentenze in questa materia, e riconosce, forse ci tiene a ribadire è troppo impegnativo, riconosce, l'organizzazione della giustizia fuoriesce dalla competenza europea. Questa è una situazione paragonabile a quella del sistema sanitario, che è pure oggetto dei meccanismi di condizionalità. Sono due settori fondamentali dell'ordinamento giuspubblicistico che però teoricamente sarebbero esclusi dal riparto di competenza europeo, rientrerebbero nella piena competenza statuale. Ovviamente questa è una nozione che forse è più teorica che reale. Formante giurisprudenziale sanzionatorio come prima reazione dell'ordinamento europeo a fronte di queste controverse riforme, a fronte di queste problematiche. Punto di partenza fissato nel 2018 con la sentenza in materia di dell'associazione sindacale dei giudici portoghesi contro il Tribunale della Corte dei Conti relativamente a una riduzione dei salari imposta nel quadro, insomma una vicenda diciamo puntuale, però importantissima, perché è stato il primo passo, il trampolino di lancio per l'entrata del giudice europeo in materia di organizzazione della giustizia, di ordinamenti giudiziari. Tant'è vero che oggi quello costituisce il precedente per l'apprezzamento giurisprudenziale di queste riforme dell'ordinamento giurisdizionale. Il caso paradigmatico, ce ne sono tanti, ma può essere considerata la sentenza Commissione contro Polonia del luglio 2021, in cui appunto la Corte di Giustizia, come dire, si è pronunciata su l'allocazione della potestà disciplinare all'interno dell'ordinamento giudiziario polacco, ritenendola incompatibile in quel caso con il principio di effettiva tutela giurisdizionale. Io direi che i principi di Stato di diritto dell'articolo 2 del TUE, il principio di effettiva tutela giurisdizionale dell'articolo 19 e anche ci metterei il principio di indipendenza della magistratura di cui è l'articolo 47 della Carta dei diritti, diciamo che sono un treppiede un po' unitario di questo intervento del giudice europeo, che va a conoscere di una riforma appunto interna della magistratura. Questo primo formante, tuttavia, nel mio intervento sarà un po' posto sotto critica. I due limiti che vedo, ovviamente qual è il presupposto? Il presupposto è che nel momento in cui la Corte di Giustizia dice che una certa conformazione dell'ordinamento giudiziario viola il diritto europeo, si pone al di fuori dello Stato di diritto, implicitamente questo è un momento di integrazione, perché si sta dicendo quel tipo di forma di allocazione dell'autorità di identità costituzionale non è compatibile con l'identità costituzionale europea, quindi in negativo è comunque una forma di integrazione. Agli altri Stati viene detto non fate così. Se non che il problema qual è? È che, come diceva qualcuno, Smilov nel 2006, citato negli studi tra l'altro dalla professoressa Montanari, il problema è che per certi versi, anche banalizzandola ma non troppo, si potrebbe dire si fa presto a dire Stato di diritto, nel senso che un conto è dire Stato di diritto nel senso di government of laws and not of men, quindi semplice Stato di diritto formale, un conto è dire, dicono i critici, che per certi versi in cui mi riconosco, rule of law come rule of good laws, dove dopo chi è che decide qual
qual è la buona legge e via dicendo. Quindi c'è un problema a monte, ma c'è un problema anche a valle nel caso dei sistemi giudiziari, perché nel caso dei sistemi giudiziari cosa succede? Questa sentenza del 2021 è emblematica, che le declinazioni della potestà disciplinare, ma in generale della conformazione dell'ordinamento giudiziario, variano tantissimo da ordinamento a ordinamento, per cui ad esempio si giunge, e tutto questo è molto avvertita, la prima a essere avvertita è la Corte di Giustizia, si giunge al paradosso per cui il sistema polacco aveva una grande contiguità, era simile nei problemi emergenti che presentava, la nomina da parte del Parlamento dei membri dell'organo di potestà disciplinare, la stessa cosa, mutatis mutandis, avveniva in Spagna, la stessa cosa avveniva, e questo è il paradosso, nell'organo disciplinare della Danimarca, che si è costituita contro la Polonia, quindi a favore della Commissione, per la violazione dello Stato di diritto. Quindi se la Corte avesse detto quella particolare modalità, cioè la nomina da parte del Parlamento dei membri dell'organismo disciplinare è incompatibile, avrebbe finito per squalificare, per ritenere incompatibili diversi sistemi, altri ordinamenti giudiziari interni. Tant'è vero che la pronuncia espressamente dice non c'è un fattore che determina l'incompatibilità di questo sistema con il modello europeo, è una serie, i processual civilisti direbbero indizi chiari, precisi e concordanti, il fatto che fosse stato adottato in quel momento quella riforma, il fatto che si accompagnasse a una riforma delle pensioni, abbassamento, una serie, diciamo una pronuncia contestuale che pertanto che problema pone al fautore dell'integrazione dei sistemi giudiziari europei, che non è un po' al problema dell'oracolarità e della politicità, nel senso che viene apprezzato lo Stato di diritto a livello assoluto, ma nel momento in cui non si tracciano delle linee rosse, si dice questo è dentro lo Stato di diritto, questo non lo è, chiaramente ha un problema di ipse dixit, potremmo dire. E dall'altra parte è anche quello della scalabilità, nel senso dell'applicabilità agli altri sistemi a favore di un'integrazione dei sistemi giudiziari. Quindi dei problemi dal punto di vista di quello che era un formante giuridico per l'integrazione, l'unico disponibile. Il secondo tempo, che non è un secondo tempo perché come ha ricordato la professoressa Braggia, la professoressa Montanari ha scritto molto su questo, è l'applicazione della condizionalità ai sistemi giudiziari è già una fattispecie che riguardava l'accessione degli Stati dei Balcani all'Unione Europea, ma anche al Consiglio d'Europa, e tuttavia è chiaro che adesso si parla di un intervento molto più forte della condizionalità e la riforma dell'ordinamento giudiziario è diventata oggetto da ultimo del Next Generation EU e dei diversi PNRR stipulati a livello europeo e a livello statuale. C'è il caso polacco che tra l'altro secondo me è un po' vago, forse replica alcuni difetti forse del formante giurisprudenziale, ma ad esempio noi diversi stati hanno appunto delle modifiche dell'ordinamento giudiziario concordate a livello di PNRR, basti pensare all'Italia, tutto il discorso degli uffici del processo, quindi è stato definito a livello europeo come tipo di modifica all'ordinamento giudiziario. La differenza tra i due formanti, perché a mio parere quello della condizionalità europea è un formante migliore? O meglio, per rispondere alla domanda, è uno strumento efficace la condizionalità europea per la realizzazione, per l'integrazione dei sistemi giudiziari? Di sicuro non è il migliore dei mondi possibili. Per noi il migliore dei mondi possibili non può che essere la riforma dei trattati, che può avere varie forme, può essere l'inserimento di vero e proprio titolo sulla magistratura, con la definizione di alcuni principi anche dettagliati, ma al tempo stesso mi sembra che la condizionalità europea per plurimi versi sia uno strumento migliore del formante giurisprudenziale sanzionatorio. I motivi sono due. Il primo è che ovviamente nel momento in cui non si tratta di applicare un principio generalissimo, Stato di diritto, effettiva tutela giurisdizionale, indipendenza della magistratura, ma di concordare una misura, si può andare nello specifico, si può dire, come avviene, non so, in Bulgaria sono stati concordati dei criteri oggettivi di selezione dei magistrati, in Croazia sono state fissate delle procedure di conciliazione, insomma si può essere molto più specifici rispetto a un apprezzamento generale. E dall'altra parte è anche in un certo senso più positivo e migliore, diciamo così, dal punto di vista si parlava prima della sinallagmaticità. È chiaro che la pronuncia giurisprudenziale è sempre, come dire, top down, invece la condizionalità permette un'interlocuzione in cui le diverse identità costituzionali, quella informazione europea, quella particolare dello Stato membro, come dire, possono avere un colloquio, possono avere un dialogo, e non adombro anche il fatto che si tratta di sempre poteri che rientrano nel generale
il fenomeno del gubernaculum, e quindi si tratta appunto di organi con una legittimazione politica di un certo tipo rispetto ovviamente a quella della magistratura. Quindi se dovessi concludere con uno slogan che mi era venuto in mente prima, direi che, rubando le parole di un noto film, la condizionalità europea non sarà l'eroe che i fautori dell'integrazione dei sistemi giudiziari si meritano, ma a mio parere è quello di cui oggi hanno veramente bisogno. Caro Roberto, credo che il tuo intervento ci permetta di chiudere il cerchio, perché non c'è solo un problema di rapporto tra i procedimenti decisionali alla base della condizionalità e le identità costituzionali, ma le condizionalità hanno ad oggetto parte del nostro ordinamento costituzionale, e quindi proprio tutto il tema della condizionalità è innervato, ecco, di temi di rilievo costituzionalistico e costituzional comparatistico. Che dire, io vi ringrazio tutti anche per il puntuale rispetto dei tempi. Mi scuso se mi avete visto armeggiare col cellulare, ma era perché ho delle spie da casa che ringrazio, che mi hanno permesso di inquadrare bene tutti senza vedervi, perché anche qui vediamo la locandina. E senza ulteriore ritardo ridò la presidenza alla professoressa Montanari e vi chiedo un ultimo applauso per ringraziare i nostri ospiti dei loro ottimi interventi. Volevo solo dire questo che mi ha colpito nei belli interventi che ci sono stati, perché ci eravamo confrontati, mettiamo l'ordine alfabetico, dividiamo in gruppi e per magia, grazie allo spostamento iniziale, gli interventi hanno seguito la ripartizione in gruppi che avevamo pensato, quindi è stato assolutamente quello che avremmo voluto fare, che si è poi realizzato. Abbiamo 4 discussant perché abbiamo diviso, come accennavo adesso, raggruppato a 2 gli interventi, e l'avrete notato senza che io stia a ricordarlo. Non rubo quindi tempo e lascio la parola. Adesso noi facciamo una sequenza anche dei discussant, poi non lo so se ci sarà il tempo per un confronto con chi al limite resisterà oltre i limiti di tempo. Quindi lascerei la parola al professor Deana, che farà da discussant ai primi 2 interventi che riguardano la condizionalità nel profilo esterno, e qui davvero sono stati interessanti perché abbiamo toccato i 2 punti caldi dell'allargamento dell'Unione Europea, quello dei Balcani occidentali che si trascina, come abbiamo visto, da molti anni, e quello dei nuovi paesi candidati o aspiranti candidati che purtroppo, le ragioni le conosciamo, hanno avuto una accelerazione improvvisa. Sì, grazie di avermi coinvolto in questa iniziativa, complimenti a tutti i dottorandi per le loro relazioni. Inverto l'ordine delle 2 mie relazioni di competenza. Parto dai Balcani per un criterio cronologico, perché l'allargamento dei Balcani occidentali viene prima rispetto a quello che coinvolge il trio, come è stato definito dalla dottoressa Cernikova, e perché l'allargamento ai Balcani ci aveva abituati ad avere a che fare con un determinato standard di condizionalità estremamente elevato, come è stato evidenziato, e quando poi l'Unione Europea ha cominciato ad affrontare l'allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e alla Georgia, ci ha un po' spiazzati, perché questo livello al quale ci eravamo abituati non è stato mantenuto. A livello, intendo, di rigidità nel valutare i criteri di adesione, in particolare il criterio politico e l'elemento dello Stato di diritto. Quindi, partendo dai Balcani, l'intervento del dottor Screbo mi è piaciuto particolarmente perché si pone una domanda fondamentale, che è sostanzialmente perché questo ritardo nell'avanzamento dell'adesione di questi 4 paesi, poi ovviamente non sono 4 ma sono 6 quelli complessivamente coinvolti in questa fase, e per darsi una risposta chiama in causa un elemento, un fattore storico-politico che lo porta a rispondere che effettivamente questo ritardo c'è e che probabilmente non si sa neanche quando verrà superato, perché è talmente connaturato nella tradizione
culturale, giuridica, storica di questi paesi, l'asservimento della magistratura, adesso mi corregga poi se ho capito male, l'asservimento della magistratura all'elite politica, che se l'indipendenza della magistratura, se l'organizzazione della magistratura deve diventare un criterio fondamentale per decidere se uno Stato entra o non entra nell'Unione Europea, diciamo, il futuro non è tanto brillante per questi 4 paesi. Quindi ho apprezzato la scelta del focus sul potere giudiziario, perché al di là delle relazioni della Commissione Europea dell'ottobre del 2022, anche la dichiarazione di Tirana del dicembre 2022 ha puntato l'attenzione su questo elemento. Quindi abbiamo a che fare con dei paesi che hanno un passato ancora ingombrante, nonostante siano passati 30 anni dalla dissoluzione dell'ex Repubblica Federale di Jugoslavia, e invito il dottor Sgrebo ad approfondire, secondo me, questo aspetto storico-culturale, perché io non ne so granché, non avendo studiato quel tipo di aspetti. Io sono un ex comunitarista, adesso ho studiato del diritto dell'Unione Europea puro, quindi sono rimasto affascinato anche perché ho imparato cose che non avevo studiato, che non avevo approfondito. E quindi il mio suggerimento dal punto di vista contenutistico è quello di approfondire quell'aspetto. E poi, visto che lei giustamente segnala come lo Stato di diritto sia un elemento fondamentale anche nella dimensione esterna dell'Unione Europea, c'è l'articolo 49 che dice che gli stati che ambiscono ad aderire all'Unione devono non solo rispettare lo Stato di diritto, ma devono anche impegnarsi a promuoverlo, e la promozione deve avvenire anche nel contesto esterno dell'Unione Europea, un domani che questi Stati dovessero entrare a far parte della compagine. La domanda che le pongo e mi pongo è: come può prendere la Commissione Europea l'atteggiamento di paesi come ad esempio la Serbia, l'atteggiamento che paesi come la Serbia tengono nei confronti della Russia in questo momento? Visto che la Russia è il principale nemico dell'Unione Europea e invece la Serbia è uno dei principali, diciamo così, se non proprio alleati, dei mancati oppositori della Russia all'interno dell'Unione. Basti pensare che nel momento in cui l'Unione Europea come sanzione fa chiudere tutti i canali social di Sputnik, di Russia Today nei suoi 27 Paesi membri, a Belgrado apre una sede di Sputnik e apre una sede di Russia Today. Allora, visto che la magistratura dovrebbe anche combattere le fake news, la disinformazione, la propaganda, una magistratura come quella serba è in grado di garantire questo tipo di rispetto dello Stato di diritto nel proprio paese e quindi garantire la promozione di questo valore fondamentale anche nella dimensione esterna di un paese che ambisce a diventare membro dell'Unione? Lascio a lei la risposta ovviamente quando svilupperà il suo paper. Passo al trio, lo strano trio, Ucraina, Moldavia e Georgia. Un paper più elaborato, cioè uno stato di avanzamento più avanzato, quello del paper della dottoressa Cernikova. Potremmo dire tantissime cose, ma il tempo è tiranno. Una osservazione. Lei, dottor Sgrebo, ha menzionato il quarto criterio di allargamento, quello della capacità di assorbimento dell'Unione Europea. L'Unione Europea non solo giudica gli Stati che ambiscono a entrare a far parte di questa associazione, ma deve anche garantire di riuscire ad assorbire l'ingresso di questi nuovi paesi senza creare particolari sconvolgimenti al proprio equilibrio interno, alla propria stabilità interna. Il criterio della capacità di assorbimento deve essere assolutamente approfondito anche rispetto all'allargamento all'Ucraina, alla Moldavia, alla Georgia, perché se abbiamo giustificato un atteggiamento più morbido nei confronti di questi paesi, vista la particolare condizione in cui hanno presentato la domanda di adesione, se questo processo di allargamento dovesse, anche se io non credo succederà, ma se dovesse concludersi in tempi relativamente brevi, visti gli standard abituali, quale sarebbe la conseguenza, non per questi 3 paesi che avrebbero tutto da guadagnare e niente da perdere, ma quale sarebbe la conseguenza per l'Unione Europea, a livello proprio di capacità di assorbimento? Se noi per assorbire paesi, aiutarli a promuovere la democrazia, la pace, in momenti in cui non hanno
pace e non hanno democrazia piena perché sono paesi occupati, sono paesi in guerra, eccetera. Se noi per accogliere questi paesi andiamo a compromettere ulteriormente l'equilibrio politico e istituzionale dell'Unione Europea, non facciamo un favore né a loro né a noi. E creiamo un contesto in cui l'integrazione non può svilupparsi e l'assorbimento non può esserci. Quindi il consiglio per la dottoressa Cernikova è assolutamente di prendere in considerazione anche questo quarto criterio e di sviluppare la sua analisi anche in questa direzione. Per il momento mi fermo qui, non voglio rubare ulteriore tempo. Sì, Luigi. No, mi sono accorta che ho spiazzato i discussant perché ho cambiato l'ordine, non quello alfabetico che ho usato per tutti gli altri, ma quello seguiamo l'ordine delle relazioni, così ritorniamo, e quindi c'è Antonia che interviene sul regolamento sulla condizionalità. Sì, io intervengo sulle relazioni di Adriano Dirri e del dottor Maffei. Allora, parto dalla prima. Adriano Dirri e Ilenia Guerra hanno, diciamo così, hanno enfatizzato le criticità sia, diciamo, procedurali dell'iter di approvazione del regolamento, sia sostanziali e anche applicative. Quindi è, diciamo, una relazione abbastanza a tinte fosche dello strumento della condizionalità per tutti questi aspetti. Mi permetto di evidenziare alcuni elementi di dissenso che ho con questa lettura, partendo proprio dal primo aspetto, cioè dal fatto che l'originaria proposta della Commissione prospettava uno strumento a più ampio raggio. Io credo che invece diciamo così, la restrizione del campo di applicazione del regolamento condizionalità è stata necessaria per renderlo legittimo, perché altrimenti io trovo difficile trovare una base di legittimità ad uno strumento ad ampio raggio che tuteli qualsiasi tipo di violazione della rule of law. Io credo che sia stato necessario per rendere lo strumento legittimo. Evidentemente lo strumento ne è uscito dimezzato nel suo potenziale, ma è appunto necessario, anche perché non dimentichiamoci che il regolamento è il regolamento a protezione del bilancio dell'Unione, non c'è menzione alcuna della rule of law nella definizione del regolamento, del titolo del regolamento. Secondo aspetto, definizione della rule of law. Anche qui sicuramente è una definizione parziale, quella che è contenuta nel regolamento. Il regolamento stesso, quando elenca le fattispecie che possono rappresentare un elemento di violazione dello Stato di diritto, ne rileva la non esaustività, quindi il regolamento è consapevole che non sta coprendo tutte le possibili declinazioni della rule of law, però anche qui evidenzierei il fatto che è la prima volta che in un atto appunto di natura regolamentare dell'Unione Europea abbiamo una definizione di rule of law, quindi anche qui mi sentirei di evidenziare un aspetto positivo, cioè finora avevamo riferimenti non nel diritto derivato, in particolare appunto in un atto regolamentare. Rispetto poi alla fase applicativa, allora anche qua diciamo così, sicuramente nella dichiarazione del Consiglio, che ha poi portato a dilatare l'attivazione del regolamento, evidentemente ci sono questioni di tipo politico che incidono inevitabilmente in questa tematica, diciamo così. Però anche qua questo ha dato l'opportunità alla Corte di Giustizia di pronunciarsi a chiare lettere sulla natura del regolamento e anche ampliandone, diciamo così, un po' le potenzialità, perché appunto non ne avete potuto parlare, ma il riferimento per esempio all'identità europea diciamo così, è stato un riferimento introdotto in maniera non necessaria, perché era assolutamente un passaggio argomentativo che poteva essere spunto dalla sentenza, non era assolutamente necessario per giustificare la portata orizzontale del meccanismo di condizionalità,
ma sicuramente è un punto fermo che la Corte ha messo lì, e con un linguaggio del tenore, noi diciamo costituzionale, pesantissimo, quello di identità europea. Anche qua potrei andare avanti, nel senso che evidentemente questo è l'esito di tutto, dalla sentenza dei giudici portoghesi in poi, è l'esito di un percorso che la Corte ha scientemente costruito. Okay? E rispetto infine, l'ultimo punto che vorrei sottolineare rispetto alla relazione che è stata fatta, sì, 3 minuti, ok, rispetto anche all'aspetto applicativo, cioè come possiamo quantificare la proporzionalità della sospensione. Questo lo dice un po' le linee guida che sono state approvate relative all'applicazione del regolamento, e sicuramente la risposta, ancorché parziale, che l'ordinamento ungherese ha avviato alle richieste della Commissione, ha sicuramente, diciamo così, contribuito a softare, diciamo così, la percentuale della sospensione dei fondi. Quello che mi sento di dire è che è una partita che si gioca non solo sul piano giuridico, ma molto sul piano politico. Passo alla seconda relazione, che invece è più, diciamo così, luminosa dal punto di vista della lettura del regolamento condizionalità, e sottolinea un aspetto che anche Adriano Diri aveva enfatizzato, cioè il tema della solidarietà. E anche qui è interessante, perché è la Corte di Giustizia che evidenzia, mette a chiare lettere questo legame, e diciamo così, può essere che non fosse così, diciamo, evidente nelle fasi che hanno portato all'approvazione del regolamento. La Corte di Giustizia però ci dice, e qua un po' salva, diciamo così, la natura costituzionale del regolamento, cioè non è semplicemente uno strumento a tutela del bilancio, di un interesse puramente economico, ma lega il bilancio al principio di solidarietà, e quindi secondo me questo passaggio che viene nucleato dalla Corte è fondamentale anche perché ci permette di collegare il regolamento condizionalità, come fa il dottor Maffei nella sua relazione, anche a questo nuovo tipo di condizionalità che è diciamo contenuto nel Next Generation EU. Io credo che sia veramente un nuovo tipo di condizionalità, più improntato ad un'idea appunto solidaristica rispetto alla condizionalità macroeconomica, e soprattutto voglio enfatizzare questo aspetto per cui il rispetto della Carta dei diritti fondamentali, per esempio nelle Common Provision Regulation, nel regolamento che diciamo così governa tutto in maniera trasversale tutti i fondi dell'Unione Europea, il rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali è diventato una condizione abilitante, cioè una condizione trasversale che si applica a tutti diciamo, i fondi dell'Unione Europea. Quindi mi sembra di poter dire che questo ancoraggio al principio solidaristico e questa nuova declinazione del Next Generation EU e anche della nuova, diciamo, delle previsioni comuni che si estendono a tutti i fondi dell'Unione Europea ci porti a come dire, evidenziare un passaggio ulteriore, un'evoluzione ulteriore di questo strumento di condizionalità, non più solo strumento asettico del bilancio, ma orientato, diciamo così, a una visione appunto solidaristica. Non so se effettivamente contribuirà ad un passaggio più federale dell'Unione Europea, ma sicuramente è una nota positiva da segnalare. E quindi lascio a Francesco Grisostolo sulla seconda parte, no, terza, ma seconda rispetto al regolamento condizionale. E PNRR. Grazie della parola, mi avete già sentito molto, quindi sarò molto sintetico. Dopo aver contribuito alla selezione dei vostri paper assieme alle professoresse, dopo avervi accolti con molto piacere ieri a Udine, è difficile svolgere frigido pacatoque animo, il ruolo di discussant. Tutto questo è una scusa per dire che non ho avuto il tempo di prepararmi. Però detto ciò, il leitmotiv di questo mio breve intervento è la comparazione del suo metodo.
La comparazione. Beh, prima di tutto, oltre alla funzione di all'interno della scuola discutere, lavorare con metodo comparatistico, io, avendovi conosciuti, posso sottolinearne un'altra, che è quella di avvicinare la comparazione, nel senso che abbiamo anche, diciamo, studiosi che si stanno formando in diritto costituzionale, tra virgolette, puro, e si sono ottimamente sperimentati nella comparazione. Tutte le relazioni che io ho letto hanno un utilizzo della comparazione, non formale, non di facciata, ma sostanziale, e questo mi sembra molto bello. Quali caratteri, no, del metodo comparato che secondo me devono essere tenuti presenti in tutte le relazioni ai fini poi della stesura definitiva? Userò magari qualche esempio dalle relazioni di mia competenza, ma secondo me il primo punto importantissimo è l'attenzione al contesto. Quando andiamo a comparare dobbiamo inserire l'istituto, il tema che andiamo a guardare nel contesto di quell'ordinamento. Alcuni esempi. Quando si va a riflettere su compressione delle competenze dei parlamenti, no, del ruolo dei parlamenti, e limitazione al potere di emendamento, dobbiamo calare però queste limitazioni nella regolazione generale del potere di emendamento, e allora potremo notare per esempio che in Spagna il potere di emendamento, lo ius emendandi del Parlamento, è già di per sé molto limitato, perché non si possono approvare emendamenti che aumentino il grado complessivo di spesa, se non con la conformità del governo. E quindi possiamo dire quella riforma, che letta colloquio, no, italiano, potrebbe sembrare molto forte, in realtà si inserisce in un trend generale di quell'ordinamento. Un altro aspetto, e penso che sia una grande sfida per la relazione invece del dottor Santini, forse la più grande, è quella di inserire questo dibattito nostro, no, sull'indirizzo politico Mortati, Crisafulli, dentro un contesto più ampio, quindi in termini comparatistici, metodologici, giustificarlo, tradurlo, no? Abbiamo il problema delle traduzioni, qua i riferimenti sono infiniti, per esempio all'ottimo libro sul metodo del professor Scarciglia. E, ad esempio, quando parliamo di indirizzo politico si pone la sfida di coordinarlo con quelle priorità politiche generali che sono enunciate come prerogativa del Consiglio europeo nel trattato sull'Unione Europea. Quindi attenzione, dobbiamo valutare come i termini si inseriscono nel contesto in cui andiamo a trasportarli, ad analizzarli. La seconda caratteristica del diritto comparato che è sua peculiare, è sicuramente l'attenzione al fatto. Nel libro fondamentale, no, del professor Bognetti su introduzione al diritto comparato, forse ho dimenticato, c'è anche costituzionale, proprio dice: noi siamo studiosi quasi più dell'essere che del dover essere. Abbiamo questa attenzione al fatto, alla law in action, no? E quindi, giusto per indicare alcune sfide che sollevano i vostri contributi, il contributo del dottor Musso, no, parte dalla constatazione di una asimmetria tra gli ordinamenti, che è una asimmetria economica, no? Ordinamenti datori economicamente forti, ordinamenti economicamente deboli. Quando poi però si va avanti nell'analisi, l'attenzione è più attenta all'afformante giuridico, alla modificazione delle regole giuridiche in relazione con la condizionalità europea. Però c'è un altro attore, ce lo siamo già detti dialogando informalmente, c'è l'attore dei mercati, che sta nel fatto, nella nostra mentalità, non sta nel diritto, nelle competenze, negli organi, ma quelle riforme quanto dialogavano con gli obblighi di condizionalità e quanto dialogavano con i mercati e dicevano: io costituzionalmente dico che non posso andare in default e quindi ti garantisco, caro creditore, il pagamento dei debiti. E qui c'è l'elemento del fatto. Ancora l'elemento del fatto esce nell'altra relazione, la cui tesi di fondo, che trovo interessantissima, è quella che in sintesi nei paesi che si concepiscono ormai come member state e non nation state, e quindi come limitati in un contesto, in realtà appunto la condizionalità non aggiunge molto in ordine alla efficacia di quel indirizzo politico inteso come normatività del tecnico politico. Sì, posso concordare, però anche qui attenzione al fatto, non c'è solo la dimensione dell'an, c'è anche la dimensione del quantum come dimensione fattuale, cioè io non sono convinto che le priorità ambientali, le priorità indicate insomma di transizione digitale sarebbero state seguite dagli stati, in particolare dagli stati che ricevono, nella stessa misura. Quindi non c'è solo un tema del se, ma c'è anche un tema del quanto, che è un tema anche qui di attenzione fattuale. Ecco, il terzo punto avevo detto me lo
Lo avrei pensato mentre vi avrei ascoltato. Il problema è che ce ne sono troppi e la professoressa Montanari già avvicina il foglietto. E quindi il mio terzo punto è questo. Quando io ho cominciato a studiare poco tempo fa, eravamo nell'epoca delle riforme costituzionali del 2012, in cui vedevamo in Costituzione entrare concetti economici, e la sensazione era quella che noi arretravamo, noi giuristi. Insomma, decidono tutti gli economisti, ci sono concetti di cui non capiamo niente in Costituzione, cos'è il ciclo economico, non è come delle prerogative di dipendenza dei parlamentari, sono concetti che non maneggiamo. Bene, secondo me, specialmente questa mutazione costituzionale, che concordo insomma con chi vede una mutazione costituzionale in atto, solleva fortemente il problema: qual è il ruolo dei parlamenti? Questa mattina il professor D'Ignazio sollevava qual è il ruolo delle regioni, e allora il tema è quello di ripensare i procedimenti, ripensare gli organi, ripensare i limiti delle corti. E quindi ottimisticamente, concludo con una nota ottimistica, perché il professor D'Ignazio mi ha detto che bisogna sempre essere ottimistico, specialmente quando si parla agli studenti, secondo me possiamo ritrovare centralità nel dibattito, perché la nostra prerogativa specifica di giuristi e di comparatisti, che cerchiamo queste soluzioni col metodo della comparazione, è quella di proporre, di trovare dei modi che trovino una sintesi. E chiudo, che se no la professoressa Montanari si arrabbia, perché mi piacciono sempre i ricami ai classici, l'ha fatto stamattina che prima il dottor Dirri, ma era latente. Allora sono andato a riprendermi Mortati, no? E che cosa, in termini di indirizzo politico, in questo tradendo un po' la prospettiva del dottor Santini, ma mi perdonerà, e c'è un punto di Mortati sull'indirizzo politico e sugli organi che concorrono all'indirizzo politico. E qual è il loro scopo? Sono strutture e procedimenti che mirano a realizzare, in termini di concordia discourse, quella sintesi fra interessi confliggenti che soddisfi al massimo l'interesse generale, io aggiungo l'interesse generale europeo in questo caso, quale è avvertito in un determinato momento della vita associata. E vi ringrazio. Bene, a me toccano gli ultimi 2 paper. Scusate, giro il computer su me stessa. Spendo 1 minuto dei 7 per esprimervi la mia gratitudine per questo pomeriggio insieme, la mia gioia perché avete deciso di partecipare a questa call, che ha dato grande soddisfazione, e per dirvi che dal mio e dal nostro punto di vista l'università è questo, cioè quindi avere la possibilità di vedervi, di ascoltarvi, dare una proiezione futura a persone giovani è il massimo che penso sia l'aspirazione che possiamo avere. Vado coi papers. Allora, alla dottoressa Valerio dico questo: condivido la sua impostazione di fondo, cioè il fatto che il problema della condizionalità ambientale non è un problema che si colloca solo sul piano regolatorio amministrativo, ma è un problema in realtà costituzionale. E questo lo dico innanzitutto a lei, che lo dice esplicitamente, ma anche a me stessa, nel senso che fino a tempi non molto recenti l'ambiente era studiato da pochi costituzionalisti. Io sono di matrice costituzionalista, e era molto affrontato da amministrativisti, mentre ne emerge chiaramente questa nitida traccia. Interpreto il mio ruolo da discussant con degli spunti e dei suggerimenti. Lei dice conclude dicendo che il costituzionalismo ambientale comunque deve fondarsi, trova la maggior fondamento a livello della Costituzione interna, come politiche nazionali che sono in grado di limitare l'impresa economica privata. Sul livello nazionale le faccio questa sollecitazione: rispetto al cambiamento degli articoli 9 e 41 della Costituzione, che lei cita nel paper, in realtà, a mio modesto parere, la dottrina, i commenti sul 41 sono stati molto negletti. Soltanto alcune persone che lo studiano da anni, come Lucia Cassetti, ha detto che il 41 in realtà è una norma di sistema, non è soltanto la libertà di iniziativa economica privata come singolo diritto, è che è la norma d'apertura della Costituzione economica, e quindi che inserire l'ambiente come limite all'iniziativa economica privata significa riformulare completamente questo approccio. Questo è il primo spunto. Sul secondo, invece, è una sollecitazione. Siamo davvero sicuri che il costituzionalismo ambientale statale, lei dice chiaramente in dialogo con quello europeo, sia quello più incisivo? E questo lo dico per 2 ragioni. Uno, perché in realtà la tutela ambientale nasce nell'Unione Europea.
cioè a livello di trattati l'ambiente è principio mainstream nell'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e in questi anni in maniera amministrativa, lo dico con rispetto del diritto amministrativo, ma intendo dire meno visibile per i costituzionalisti, centinaia di direttive, cioè tutte le norme che noi abbiamo in materia di ambiente vengono dal diritto dell'Unione Europea, a partire dal nostro codice dell'ambiente. Quindi la prima sollecitazione è: la radice sta lì. In un certo senso forse noi Costituzioni siamo arrivati un po' dopo. Secondo spunto è che anche, diciamo, a livello europeo questo ambiente mainstream, che pure era pervasivo, secondo alcuni studiosi sta assumendo sempre più una forza di trasformazione, come dice la professoressa Baraggia, la capacità trasformativa della condizionalità, nel definire le finalità dell'Unione Europea come ordinamento costituzionale. E quindi l'invito è quello a analizzare la ridefinizione dell'ambiente come finalità che trasforma in chiave costituzionale l'integrazione europea, e su questo ha scritto molte cose Edoardo Chiti, ragionando del Green Deal, diciamo, come nuova trasformazione costituzionale dell'Unione Europea. Rispetto a Vincetti, il suo paper è molto bello, è molto chiara la domanda di ricerca. La domanda è se il processo di europeizzazione della magistratura, che lui dà per presupposto essere auspicabile, e io condivido questo presupposto, può meglio essere realizzato attraverso le sentenze della Corte di Giustizia o la condizionalità. Lui dice in realtà che l'opzione numero 1 sarebbe una modifica dei trattati. Allora, diciamo che parto dal fondo, condivido con lei tutte le qualità della condizionalità come strumento dinamico, flessibile, che consente di non fissare rigidi paletti. Infatti il suo paper è bello perché analizza anche i PNRR, non solo di Polonia e Ungheria che spesso abbiamo citato, ma del Belgio, dell'Italia, che parlano di riforme della magistratura nell'ambito della condizionalità. E quindi questo lo condivido. Non condivido però l'idea A, che lei ha già tracciato, come dire, rapidamente, sul fatto che sarebbe auspicabile un'integrazione, una competenza formale dell'Unione Europea in materia di ordinamento giudiziario, perché a mio modesto parere l'ordinamento giudiziario è una, diciamo, tipico ambito dove sono sottilissimi i fili tra norme positive e tradizioni, diciamo, nazionali, e chiaramente non posso fare a meno di, come dire, sollecitare la sua attenzione per esempio sugli atti della Convenzione di Venezia, e quindi fare qua richiamo, forse devo farlo al mio maestro, il professor Bartole, Internationalization of Constitutional Law, dove c'è tutto un ambito relativo ai modelli di CSM, e lì è chiarissimo che alcune strutture nazionali dell'Europa occidentale, come il pubblico ministero in Francia, non sarebbero mai esportabili in altri stati, e questo testimonia il fatto che, sebbene questi ordinamenti, e mi ricollego così alle relazioni iniziali sui Balcani per esempio, cioè gli ordinamenti giudiziari siano da molti anni all'attenzione dell'Unione Europea come criterio di ingresso, tuttavia è sottile il confine tra tradizioni locali e diciamo impianto giuridico, sicché inserirli nei trattati a mio parere produrrebbe eccessiva rigidità, rischiando di perdersi quel tratto invece che deve essere ineliminabile di pluralismo nell'organizzazione giudiziaria, dati degli standard minimi. Poi avrei molte altre cose da dire, ma le dirò a voce. Vi ringrazio. Diciamo che a questo punto ho ben poco da dire, se non fare anch'io i ringraziamenti, perché stavo pensando a chiudere con questo riferimento al potere giudiziario con cui abbiamo aperto e abbiamo fatto, e invece ha fatto benissimo Alessia, quindi no, certo. E quindi ok, allora volevo solo ringraziare a mia volta Alessia e Francesco Grisostolo che mi hanno aiutato nella preparazione, Valentina Marini che è lassù in fondo e che sta facendo tutte le riprese, e poi i dottorandi e gli studenti che hanno partecipato. Lascio l'ultima parola a Guerino D'Ignazio. Insomma, no, io veramente non mi farò dare il cartellino bianco dalla professoressa Montanari, ma veramente, insomma, sento proprio l'esigenza di ringraziare, cosa che hanno fatto tutti, quindi
e di dire, riprendo anche le parole che sono state dette prima, che questa è l'università che ci piace. E noi speriamo veramente di trasmettervi questo spirito dell'università, del confronto, dell'arricchimento reciproco, insomma. Devo dire che io, così come le altre volte che ho partecipato, veramente un'altra volta soltanto a Milano, perché il webinar non dà questa sensazione, però anche questa volta io me ne uscirò fuori da quest'aula arricchito, soprattutto perché ho percepito quello che dicevo all'inizio, cioè la vostra passione per la ricerca scientifica, per il metodo comparato, per cui veramente mi sento non soddisfatto, ma molto soddisfatto anche di questa seconda iniziativa. E questo ci induce, lo dico anche alla professoressa Montanari, che fa parte del direttivo dell'associazione, che ormai abbiamo preso un impegno nei vostri confronti e vogliamo e dobbiamo andare avanti sulla scuola, sulle iniziative della scuola, perché veramente, insomma, sono delle iniziative che poi sono un investimento, ma tra virgolette, insomma, un investimento per il futuro dell'associazione e quindi del diritto pubblico comparato. Quindi grazie di nuovo e ci vedremo altre volte. Io sono venuto qui anche per conoscervi personalmente e questo, insomma, è ci rivedremo nelle altre occasioni, sia della scuola che dell'associazione.